oggi si parte mercoledì 13 novembre 2024 con due graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza Paola Carettin, assessore istruzione al Comune di Roncade. Grazie Assessore di essere qui. Grazie a voi e grazie Saluto anche Fabio Tiozzo, responsabile sezione Vicenza Associazione Angeli Moto. Grazie Fabio. Veramente grazie di partecipare, visto che stiamo tutti assieme per cercare di far capire che non si può più morire a 15, a 20, a 30, a 40 perché non ho la possibilità di prendere l'airbag perché costa troppo, non ho i soldi, allora se non ho i soldi non sono in sicurezza, se invece ho i soldi magari posso essere più sicuro. Ma qui è questione anche di sensibilità, ecco, cercare di sensibilizzare la politica su un tema che non riguarda solo le persone che vanno in motocicletta, ma tutta la comunità, e non solo italiana, anche quella europea. Ecco, dobbiamo far capire, visto che la tecnologia ha fatto passi veramente da gigante, basta vedere nelle corse delle motociclette, ormai non si muore più fortunatamente perché hanno tutte queste attrezzature che salvano la vita. Ecco, sentiamo proprio dall'assessore Paola Carettin cos'è la sensibilità per la comunità, perché si inizia a parlare di comunità, però bisogna anche essere sensibili verso la comunità e la comunità deve fare squadra quando c'è qualcosa che la coinvolge. Prego Assessore. Ottima questa domanda perché tocca nel vivo proprio quello che è il ruolo che io rivesto adesso come assessore sicuramente, ma che ho sempre rivestito anche perché faccio un passo indietro, fino a poco tempo fa ho insegnato, quindi sono sempre stata insegnante per una vita e quindi la mia attenzione, quella che era ad avere l'occhio di riguardo per quella che era l'aspetto, la cura per quei fattori che possono ovviamente migliorare situazioni che possono essere di gravità più o meno grande, è evidente che è compito in questo caso, e adesso nella veste di assessore ancora di più, è una mia grande responsabilità che viene allargata adesso nell'ambito della scuola, dell'istruzione, delle altre deleghe che rivesto in questo momento, ma che mi tocca davvero molto molto da vicino. Quindi sono davvero felice di poter essere portavoce questa mattina dell'iniziativa di cui mi parlava, di cui è rappresentante il signor Fabio Tiozzo, e mi fa molto molto piacere affrontare anche questa tematica oggi. Grazie, sentiamo anche commenta Fabio Tiozzo, questo uomo, questo motociclista che ha capito l'importanza anche della sicurezza nelle motociclette, perché sennò diventi veramente un angelo. Angeli in moto, bisogna stare molto attenti perché basta un soffio per diventare un angelo e questo non è possibile nel 2024. Prego Fabio. Sì, la tematica è piuttosto importante, stiamo sempre parlando della vita e della sicurezza di noi motociclisti che abbiamo una passione che non ci ferma, sostanzialmente andiamo in moto per passione, andiamo in moto per visitare luoghi, per conoscere persone nuove e questa problematica ci tocca da vicino perché sulla strada si rischia veramente tanto, troppo, per una sciocchezza, per la distrazione dell'automobilista, per colui che ti attraversa la strada. Da questo punto di vista dobbiamo tutelarci con tutto quello che ci può dare la tecnologia, quindi l'airbag sarebbe una gran bella cosa, ci darebbe veramente un grosso aiuto per superare queste problematiche. Quindi ben venga tutta quella che è la sensibilizzazione verso... Allora Fabio, lo dico anche all'assessore Paola Carettin, domenica io ho intervistato questi vespisti, questi presidenti, i sindaci, gli assessori e quello che è emerso è che per essere sicuri con il casco dovrebbe essere giallo, perché il giallo è il colore che si nota maggiormente, è quello che ti fa individuare di più il motociclista. E giustamente queste persone dicevano: non è possibile Mirella avere il casco nero, grigio, che non lo vedi. Cioè quando sei sulla strada dovrebbe essere obbligatorietà avere le cose in sicurezza, quelle che ti fanno evidenziare. Vedi, mi facevano vedere il gilet, non ho pronti i filmati ma ve li farò vedere in settimana. Il gilet è giallo, questo giallo fosforescente, così deve essere il casco.
Invece Fabio, io penso che per il dio denaro, per il business, sai che io parlo molto chiaro e lo sa anche l'assessore, non si guarda il colore, si guarda cosa si può vendere, che cifre si possono fare. L'importante è vendere, che sia nero, grigio, giallo o verde, non me ne frega niente. No, non può funzionare così. Qui dobbiamo tutti quanti iniziare a parlare di queste cose, perché quando tu abbracci un genitore che ha perso il figlio, forse ti rendi conto cosa vuol dire. Cosa vuol dire non essere stati messi in sicurezza perché nessuno te l'ha detto, non lo sapevo, non conoscevo. Qui dobbiamo iniziare noi, perché il mondo del volontariato ha raggiunto 7.500 associazioni qui nel Veneto. Perché abbiamo capito che dovevamo alzare proprio l'asticella, perché nessuno faceva niente. Allora adesso abbiamo questo mondo del volontariato che riesce a mettere le pezze, abbiamo visto con la pandemia, quando tutti erano a casa per paura, noi andavamo nelle case a portare la borsa della spesa, certo, sfidando anche il Covid, eravamo noi, non c'erano gli altri, non c'erano i politici che facevano, certo, questo, c'eravamo noi, i medici, gli infermieri, questo era quello che ha salvato la vita. Allora forse Fabio ti ho chiamato perché sarebbe ora di unirci, di fare squadra e di far capire che così non si può andare avanti, perché i numeri che abbiamo di morti sulla strada anche con le motociclette sono terribili. Prego Fabio. Ma sì, c'è questa anche moda del casco, come dell'abbigliamento in genere, legato al colore della moto piuttosto che fa pandan con le borse e quant'altro. Io sono favorevolissimo alla questione del giallo fluo. Il mio casco è giallo, ma non lo dico perché vuole essere un vanto, ma perché ritengo che sulla strada dobbiamo essere più visibili di quanto lo siamo già. Diciamo che questo è solo un punto su cui si deve agire. Certo che oltre al casco bisogna avere il gilet fluo, bisogna avere dei catarifrangenti sulla moto in modo tale che sia ben visibile. Va a scapito dell'estetica? Probabilmente sì, ma ripeto, la vita viene prima della moda o del fatto che vesta una marca piuttosto che un'altra. Quindi ben venga tutto quello che è il miglioramento per essere visibile e sicuramente catalogato come punto sensibile della strada o utente sensibile. Allora, ieri ho parlato proprio con la Presidente Giuseppina Cassaniti, Presidente nazionale familiari vittime della strada, che lei mi ha detto una cosa importantissima. Mi ha detto: guarda Mirella, stai facendo una cosa importante assieme a tutte queste associazioni, perché noi abbiamo già il cartello, abbiamo già fatto un cartello con tutto quello che serve per mettere in sicurezza le persone. Perciò l'airbag è all'interno di questo cartello, perciò abbiamo già una forte, diciamo, spinta per portare avanti a livello europeo, assieme appunto a queste associazioni che sono a livello nazionale, tanto è vero che anche lei parteciperà a questa raccolta di firme con tantissime anche associazioni della Campania e di altre regioni, per far capire che in Europa ci arriveremo comunque. Poi vedremo chi ascolterà. Però siccome sono là anche qui i nostri voti, anche i nostri parlamentari, penso che dovranno battere un pugno, perché ci saranno i numeri che dovranno far capire che così devono assolutamente capire che devono assolutamente essere portavoce di questa cosa. Cosa ne pensa, Assessore? Guardi, io innanzitutto sono d'accordo con l'osservazione del signor Tiozzo per quanto riguarda la valorizzazione di quella che è la sicurezza in tutti i sensi. Mi è piaciuto molto la sua definizione di fare squadra, mi sembra sia stata lei che l'ha detta. Mi è piaciuto molto il fatto che ci sia la messa in risalto dell'importanza delle associazioni in tutti i settori e della crescita di questo cartello, che vada ancora di più a mettere in risalto di quelli che sono i diritti, ovviamente, di tutela dei cittadini.
È un problema parliamo di colorazione di casco, eventualmente uno lo può personalizzare e semplicemente mettere una fascia gialla che può essere comunque un effetto di richiamo se uno non vuole, perché c'è comunque, come dice lei, l'attenzione al business eccetera, quindi bisogna andare gradualmente perché altrimenti, però ben venga che ci sia questa attenzione e che queste attenzioni che partono dal basso arrivino però, come ha appena sottolineato lei Mirella, ai nostri parlamentari in Europa, perché se pensiamo a quante sono le cose alle quali siamo costretti a rispettare perché vengono e derivano dall'Europa, se una cosa del genere viene dall'Europa, ben venga, la accettiamo di buon auspicio perché sia davvero realizzata. La sicurezza va sempre al primo posto, quindi condivido e non vorrei mai mettermi al posto di quelle persone di cui parlavamo un attimo fa, di quei contatti con quei genitori che hanno avuto le esperienze purtroppo della perdita di figli giovani in situazioni davvero in territori a noi vicini. Ecco. Abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Mi sono un esempio perché so cascare in moto 50 anni fa e porto ancora le conseguenze, ecco. Ma è colpa di sta mia e voglio dire che tutto ben venga, non benissimo, l'airbag, il casco usato, tutto quello che ti vuoi, ma quando fai in moto devo il cervello e la prudenza. Prima del casco e dell'airbag devo avere la testa e la consapevolezza di quando che ti vai in moto devi mettere tutta l'attenzione perché che puoi salvare la vita, tutto quello che ti vuoi, però c'è sempre con ti caschi in moto una certa velocità, con so questo amico correvo abbastanza e in più non aveva sicurezza, non avevo né casco e né niente, e a colpa è stata mia, adesso me ne rendo conto, ma i giovani purtroppo, ma noi anche le persone anziane, qui in moto, in paradiso, sei talmente sicuri di fare robe che non ci sarai. E invece bisogna pensare che quando ti vivi in moto, specialmente in moto, ti dà due robe sole. E il piccolo sbaglio che ti fa, ti lo paghi. E purtroppo è così. Grazie Rinaldo anche della tua riflessione. Andiamo a vedere questo motoraduno nazionale di Angeli in moto di Fabio Tiozzo 2024. Andiamo a vedere e poi commentiamo il video.
Allora, prima di commentare questo video e capire anche dove è stato fatto questo moto raduno, perché non l'abbiamo capito, sentiamo Maurizio da Conserve. Vai Maurizio! Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Allora, niente, io volevo riferirmi al signor Tiozzo che è lì in ascolto. Allora, io dico una cosa, io ogni giorno corro per lavoro, tu sai Mirella, col furgoncino, ok? E ne vedo di tutti i colori, come ho ben sostenuto tante volte. Allora, alcune volte vedo moto che mi sfrecciano a una velocità fuori dalla norma, ok? Fanno zig zag tra una macchina e l'altra perché non vogliono stare fermi al semaforo e tutto quanto. Allora, io chiedo al signor Tiozzo, o le regole per la strada vanno rispettate per tutti, oppure nessuno le rispetta, ok? Però se facciamo così diventa fuori nella giungla, perché io non posso tirare il mio furgone ai 260 km orari, non so se mi spiego cosa voglio dire, per andare a lavorare, ok? Devo stare anch'io alle norme dei limiti di velocità per la strada. Allora io dico una cosa, ho sostenuto un semplice discorso, che quelli che corrono vogliono sfrecciare per la strada, a me non mi fanno pena se si vanno a ammazzare, ok? Perché ci sono i cartelli stradali, sono messi lì apposta, ok? 90, limiti di 90, 60, 70, eccetera. Allora, o li rispettiamo tutti, oppure non rispetta nessuno. Ecco, perché io credo che i comuni mettano i cartelli appunto perché vengano rispettati, non per fare sfrecciare le moto o le macchine a 300 km orari per ammazzare gli altri. Non è mica così. Comunque, se si vogliono ammazzare, che si ammazzino pure. A me non mi fanno pena. Arrivederci, buona giornata. Allora, abbiamo sentito le riflessioni di Maurizio da Conserve, passiamo la parola a Fabio Tiozzo, poi sentiremo anche l'assessora Paola Carettin perché è stata messa in causa perché i comuni cercano anche loro di mettere in sicurezza i centri storici, le periferie, certamente, anche con grandi paletti, perché basta vedere cosa succede con gli autovello. Il problema è che le regole non ne vuole nessuno purtroppo, perché qui si è abituati a uscire alla mattina ognuno farsi le proprie regole, questa è la verità, perché non c'è la certezza della pena con delle leggi adeguate. Prego Fabio, allora dove eravamo con questo motoraduno? Ma allora, le immagini si rivolgono a due eventi: il motoraduno dell'anno precedente, che era stato fatto a Passo Cerreto, e l'ultimo che è stato fatto a Tuoro sul Trasimeno. Quindi è un mix dei due eventi a cui ho anche partecipato. L'evento è praticamente nazionale e cerca di raggruppare tutti noi Angeli in Moto, che siamo praticamente oltre 700 volontari sparsi per tutta Italia, e vuole essere un momento dove ci si ritrova per scambiare idee, per trovarsi, per ridere, per scherzare, per mangiare assieme e per fare il fatidico tour. Ecco, questo è quello che viene fatto come evento nazionale, come moto incontro. Se posso spendere due parole sull'attività degli Angeli in Moto, è un'associazione appunto di oltre 700 volontari sparsi in tutta Italia, che ogni sezione è una sezione provinciale, ha il suo riferimento, il suo referente. Ci preoccupiamo di consegnare farmaci a chi non ha la possibilità di reperirli in autonomia, referti medici e tante altre attività legate magari ad associazioni come l'AISM o l'AISLA, la UICI, eccetera. Voglio riagganciarmi un attimo a quello che ha detto il signore di poco fa. Maurizio, grazie. Mi stavo focalizzando sulla risposta e non sul nome, mi chiedo scusa. Allora sì, è vero, ci sono dei limiti che valgono per tutti, poi c'è chi li rispetta e chi no. Detto questo, non è colpa di tutti i motociclisti, non è colpa di tutti gli automobilisti, non è colpa di tutti i ciclisti e così via. Ci sono chiaramente delle persone a cui i limiti danno fastidio, stanno stretti, per determinati motivi, giusti o sbagliati, non stiamo qui a sindacare perché lo fanno, succede che anche al sottoscritto tante volte si sorpassa, perché in moto è pericoloso stare anche fermi.
e poi vi racconto una cosa che mi è successa proprio dopo quel motoincontro di giugno. Quindi è vero che i motociclisti sono quelli meno propensi a rispettare il codice della strada, perché è la cosa più evidente, ma mi viene da dire che gli automobilisti non sono da meno, spesso col telefonino, spesso distratti a fare chissà altre cose. Il tenere la destra sembra sia fastidioso, anche in autostrada la corsia di destra la usano chi? Pochi camion, basta, e gli automobilisti ce ne sono pochissimi che rispettano. Non è il codice della strada questo, non è Tiozzo Fabio che se lo sta inventando. Quindi le regole, soprattutto in Italia, vedo che non vengono facilmente rispettate. È chiaro che serve una sensibilizzazione maggiore, un controllo maggiore, che va anche contro noi stessi, perché se ci controllano ovviamente faremo a meno di superare. E l'episodio a cui mi riferivo poco fa, eravamo fermi in moto, ma perfettamente fermi, in colonna, e sono stato tamponato. Ho fatto 3 mesi con le costole rotte, quindi ero fermo. La colpa qual era? Quella di essere fermi. Poi ci sono delle disattenzioni da parte degli utenti della strada, di qualsiasi tipo, dal ciclista al pedone che attraversa non sulle strisce. Quindi non possiamo fare di tutta l'erba un fascio perché il motociclista ha superato. Probabilmente quel motociclista in quel momento ha deciso di fare un'azione, giusta o sbagliata, ha superato. Probabilmente dovremmo essere tutti molto più attenti sulla strada per rispettare le regole, per rispettare gli altri, perché alla fine non è tanto il rispetto della regola quello che è la cosa fondamentale, ma è il rispetto degli altri, perché se io rispetto gli altri utenti della strada posso pretendere di essere rispettato. Se invece sono io il primo a fregarmene del limite di velocità, sorpassare sulla doppia striscia continua in curva, eccetera, eccetera, non posso poi pretendere che gli altri rispettino me. Molto chiaro Fabio, sentiamo anche l'assessore, devo correre perché l'ora è lunga ma anche breve in questa trasmissione. Allora assessore Paola Carettin, come commenta sia le parole di Fabio Tiozzo ma anche le telefonate che abbiamo ricevuto? Prego. Allora, parto dall'intervento del signor Tiozzo quando dice che è responsabilità di tutti, ognuno è responsabile di se stesso ovviamente. Ha portato degli esempi, mi ha fatto un po' pensare effettivamente, è vero, quando in autostrada la terza corsia non viene mai usata o viene usata veramente in modo sporadico, è solo per citare solo una cosa che ha nominato il signor Tiozzo. Parliamo di sicurezza, sicurezza che se vogliamo, adesso mi aggancio un po' a quello che è il mio ruolo anche di assessore, con la delega proprio all'istruzione, scuola e istruzione, deve partire dalle basi e anche la scuola ovviamente fa la sua parte, deve fare la sua parte, perché tu devi formare le nostre giovani generazioni che crescono nei modi dovuti. Nel nostro caso, nel comune di Roncade, è sempre stato portato avanti un progetto di educazione stradale che è uno storico tra i progetti storici del territorio, ma in particolare quest'anno ho suggerito che venga realizzato proprio uno spazio adatto e creato appositamente in modo tale che ci sia in uno spazio ristretto proprio la strada, la segnaletica, in modo tale che poi i ragazzini possano mettere in pratica l'esperienza che apprendono attraverso le lezioni teoriche che possono fare i vigili quando vengono nelle classi, metterle in pratica proprio direttamente sul campo. Quindi c'è questa attenzione sotto il profilo scolastico da parte della scuola e dell'appoggio dell'amministrazione. L'amministrazione, tra l'altro la sicurezza è anche una delle deleghe del sindaco Marco Donadel che ha maturato molta esperienza sotto questo punto di vista e ci stiamo molto lavorando anche per attrezzarci al di là della sicurezza in generale, non solamente stradale, sicurezza, ma stiamo anche trovando il modo di porre in sicurezza tutte le strade che riguardano il nostro comune in modo tale che effettivamente sia una
un aspetto importante di cui tutti possono usufruire. E ritengo comunque, e chiudo anche con l'intervento del signore al telefono, che davvero a volte ti fa arrabbiare il comportamento di qualcuno, perché mette in difficoltà sì se stesso. Ecco, non arriverei a dire quello che ha detto il signore, se vogliono buttarsi, vogliono crearsi situazioni pericolose per loro, che lo facciano, per carità, però il rispetto deve esserci da parte di tutti, e il rispetto parte da te nell'avere la consapevolezza che se ci sono delle regole devi rispettare, ma avere occhi, a volte sulla strada devi avere più occhi per gli altri che per te stesso, se sei convinto di questo. Però io aggiungerei una cosa a Fabio Tiozzo. Io ho intervistato e ho avuto anche ospite Gigi Pirollo, che fa guida sicura con l'ACI, il quale ha detto, molto arrabbiato anche, i ragazzi quando escono dalle autoscuole non sanno guidare, non sanno adoperare la frizione, l'acceleratore, e quando noi chiediamo ma sai cosa hai fatto? L'ho imparato a scuola guida. Allora capisci bene che quando sento un addetto ai lavori che dice questo mi viene a pensare, ma non è forse che facciamo troppo poco scuola guida? Tanto se si rompe il motore, lo dico tutte le mattine, non è che mi fermo e guardo cos'ha la macchina e la riparo, ma cerco di... Ci sono altre priorità. Esatto. Allora, se io non so guidare, è inutile che mi date la patente, perché non so guidare e devo imparare. Così vale anche per la motocicletta. Ma tu prendi la motocicletta a tuo figlio perché dice voglio la motocicletta. Ma sei sicuro che tuo figlio è in grado di guidare quella motocicletta? Cioè ci sono tante cose, a mio avviso, che dovrebbero essere messe a posto. E quando Gigi Pirollo ha detto guarda che questi non sanno minimamente guidare quando escono e prendono la patente, perché noi li vediamo e mi arrabbio moltissimo, cioè bisogna pure intervenire. Io ho cercato anche di invitare, l'ho avuta una volta ospite, la presidente delle autoscuole venete, ma è sempre molto impegnata, ma prima o poi dovrà pure dare delle risposte, perché così non si può andare avanti. Cioè, è inutile che continuiamo a dire ma è colpa, è colpa, è colpa. Tu per avere la patente devi saper guidare, punto. E la patente deve essere fatta anche con queste persone che sanno come si guida. Cioè non è che ci sia una sola persona che decide se tu sai guidare o meno quel giorno. No. Quando ci sono le commissioni per avere un qualcosa, anche a livello sanitario, ci sono le commissioni e sono fatte da più persone. Non c'è una persona che decide se tu sei promosso o bocciato o se hai la possibilità di avere quell'aiuto. Non pensi che forse anche qua, anche con le moto, ma non solo, anche con le biciclette, senza fanali, senza nessun gilet riconoscibile? Vi ho detto che qui ognuno, a parte pochi, perché ce ne sono anche di bravi, dobbiamo dirlo, quando esce di casa si fa le proprie regole. Qual è il rispetto? Non ce l'ho per la mia persona, perciò automaticamente non ce l'ho neanche per gli altri. Non pensi, Fabio, che forse qualcuno dovrebbe intervenire e dire veramente basta? Adesso sentiremo il nuovo codice della strada, ne parleremo anche oggi dopo di voi con un altro importante ospite che si batte invece per le biciclette, per mettere in sicurezza le biciclette. Per questa la puntata oggi la dedico quasi tutto a questo, perché la nostra sicurezza quando usciamo di casa è la nostra, perché tu puoi essere il più bravo, ma se ti trovi l'imbecille che ti viene addosso a 150 all'ora o non rispetta le regole perché come hai detto tu ha il telefonino o si sta mettendo il trucco, perché anche le donne si truccano nelle macchine, se voi non lo sapete ve lo dico io, qualcuno legge anche il giornale, cioè non andiamo da nessuna parte. Adesso viene buio, voi avete mai visto quante macchine non hanno gli fanali accesi? Ma avete visto per strada? Capita, sì, allora Fabio, secondo te anche questa guida sicura non dovrebbe essere data nel momento che ti do la patente, il patentino, che ti metto su una strada, perché non è solo la tua vita, è rispetto anche della vita degli altri e devi saper guidare. Prego. Sì, il tema è dobbiamo essere in grado di guidare, dobbiamo avere delle regole certe e comuni, ma ci sono, e il guaio è che non vengono rispettate, nel senso che il codice della strada parla chiaro, non sarà perfetto, probabilmente avrà delle lacune, certo, ma è uno strumento
che il legislatore ha messo a disposizione delle forze dell'ordine affinché vengano rispettate. Ma se non viene effettuato nessun controllo, perché questo è quello che vedo io come utente della strada, non me ne vogliano le forze dell'ordine, però effettivamente ci sono scarsissimi controlli, si demanda il tutto all'autovelox come se fosse la panacea di questo male. In realtà è il controllo continuo e costante delle strade che determina la, come dire, sicurezza. Sicuramente io, se mi sento controllato, è brutto da dire, però è così, vado piano. Basta vedere quando c'è una pattuglia, vedi la colonna, come mai c'è la pattuglia davanti e nessuno sorpassa. Ti fermo un secondo, se no mi cade la linea, poi ritorniamo Fabio perché c'è Diego da Vicenza. Vai Diego. Sì, buongiorno a tutti, sono Diego da Vicenza, volevo fare un intervento un po' a cappello riguardo tutti gli argomenti che giustamente state toccando e sono molto interessanti e molto sensibili, che toccano anche la sensibilità delle persone e gli utenti della strada. Io personalmente sono un agile in moto, perché alla fine è importante anche la sicurezza, è fondamentale. Ma mi sembrava che l'intervento fosse anche un po' focalizzato, mi sembrava sulle attività che gli angeli in moto fanno. Chiaramente siamo in possesso di un tesserino, questo è vero, che non ci autorizza assolutamente in nessun modo a transigere alle regole della strada, questa è una cosa fondamentale. E come diceva Fabio prima, la sua brutta esperienza dell'incidente che ha avuto è una cosa molto triste, come diceva giustamente anche Fabio Tiozzo, tutti abbiamo un po' di colpa, mettiamola così, ecco, non è che ci sono i ciclisti, ci sono i bravi ciclisti, i bravi motociclisti e tutto il contrario. Per quello che riguarda anche le commissioni mediche, che mi scuso, la conduttrice, mi sfugge il nome, Mirella. Diceva prima, sì, a volte questi controlli medici sanitari sono molto veloci e rapidi, nel senso che a volte basta pagare il bollettino e uno è già abile a guidare. Questo è inutile che ci nascondiamo dietro a queste storie qua e non riesco a sentire perché ho il volume abbassato. No, hai fatto benissimo, infatti è quello che ho cercato di far capire, che qui qualcuno deve alzare più l'asticella, perché non è possibile quello che hai detto Tino. Perché anche Diego, quello che poi traspare è che queste persone, perché parliamo di persone, né maschili né femminili, persone vanno nella strada. E magari a te va bene, ma vieni contro la mia persona e mi ammazzi. Questa è la verità. Cioè non è solo una fatalità che magari può capitare a me, no, può capitare anche agli altri che sono tranquillamente per la sua strada tranquilli e beati, perché sono al cellulare, perché non ti ho visto, perché il casco non si vede, non ho il giubbino. Ma quando voi pensate che hanno messo i monopattini, guardate che è una cosa incredibile, e poi una volta che erano autorizzati si sono accorti, no, forse dobbiamo mettere in sicurezza i monopattini. Le piste ciclabili, ma chi corre sulle piste ciclabili? Ma le avete viste? Cioè capite che Diego, e lo dico a Fabio e anche all'assessore, lei è assessore, perciò capisce bene che poi questo cittadino, come dicono i nostri telespettatori, deve essere anche un po' tutelato. Però anche lui deve fare la sua parte, non passare sempre il cerino, è colpa della strada, è sempre colpa di qualcun altro, mai mia, no, è colpa anche tua, perché non ti sei comportato bene. Prego assessore. No, condivido in pieno, riprendiamo un po' quello che avevamo detto poc'anzi, no? Cioè sul fatto della responsabilità, che deve essere comunque una responsabilità di tutti. L'angelo in moto, il signore che ha parlato adesso, ovviamente ha toccato questa parte di argomento che va valorizzata ancora di più sul fatto della responsabilità di ognuno. Si riaggancia un po' al senso etico che tutti dobbiamo avere, e nel momento in cui tu ti metti in una situazione di movimento, che sia con il monopattino, come ha ben detto lei Mirella, o che sia con la bicicletta, o che sia, cioè comunque hai un ruolo da rispettare come cittadino, che deve rispettare delle regole. Arriviamo e torniamo sempre a questo, e su questo ripeto, e
mi riaggancio sempre all'aspetto educativo, la scuola fa molto, deve fare molto. Quindi a volte succede che sono i ragazzini che richiamano gli adulti, non so se le è mai capitato, sì, è vero. perché a volte magari io in classe avevo dei bambini che mi dicevano, sai, mio papà mentre guida a volte usa il telefono, oppure quindi io gli dico no, non stai attento, non puoi, cioè è il bambino che dà il messaggio, ma l'adulto poi dovrebbe dire sì, hai ragione, ti ringrazio, e quindi prendere lezione tra virgolette dal piccolo, perché a scuola ne parliamo molto di questo, ne parlavamo insomma in questo caso. Sì, però vedi Assessore, il problema è che questi bambini sono spugne. Allora io vado a scuola, apprendo quello che mi dicono, perché il bambino apprende molto, certo. Poi vado a casa, la mia mamma guida in maniera incredibile, io mi siedo dietro magari e vedo che qualcuno non ha le cinture di sicurezza, ma a scuola mi hanno detto che anche dietro si devono mettere le cinture di sicurezza. Esatto. Ma voi guardate le macchine, quelli che sono seduti dietro hanno le cinture per voi? No. Ma guardate che è una cosa incredibile questa. Sì. Fabio, tu sorridi, ma mi viene da piangere. Cioè nessuno dietro mette le cinture, nessuno. Voi guardate, perché guardate che io osservo molto, perché giro anche molto. Ma allora dico, allora come dici giustamente, le regole ci sono, ma se non le rispettiamo e aspettiamo di avere la pattuglia per andare piano, per non sorpassare, non ne andiamo fuori, Fabio, perché non abbiamo i numeri, non li abbiamo, oppure non ce li danno, perché io non so, Assessore, ma dove sei? I vigili non ce ne sono, forze dell'ordine meno, come dice Fabio, però quando c'è una partita di calcio pericolosa vediamo tanti di quei numeri di poliziotti. Dove li vanno a prendere questi numeri qua? Ma dove sono durante il giorno e durante la settimana e il mese che non li vediamo noi? Cioè per la nostra sicurezza non ci sono mai le forze dell'ordine. Fabio, cosa vuoi dire? Poi andiamo in pubblicità. Allora, sicuramente l'aspetto forze dell'ordine è un tema anch'esso importante, legato allo scarso numero di addetti che abbiamo. Quindi sicuramente questo è un tema che meriterebbe di essere affrontato a parte in altri contesti. Però quello che traspare, secondo me, è che non dobbiamo essere vincolati al fatto che o c'è la pattuglia si fanno, o se non c'è faccio quello che voglio. Appunto. È proprio una questione di mentalità, cioè il rispetto nasce dall'essere consapevole che quando si è utenti della strada si è sì una parte attiva, ma si è anche spesso una parte passiva. La parte passiva è quando ti vengono addosso, ovviamente, no? Quindi se io vengo coinvolto in un incidente mio malgrado perché sono fermo e con tutte le cose in regola, evidentemente quello che era dietro di me non ha rispettato qualcosa, ovviamente, no? Però quando sono io a causare l'incidente, allora devo essere consapevole che è il mio comportamento che ha causato questa cosa, ma sembra che questa cosa proprio non freghi niente a nessuno. Mi spiace essere così drastico, ma il fatto che quando sono in moto vedo gente, come ha detto Mirella prima, legge il giornale, si trucca, spesso è al telefono perché fa tutt'altro che guidare, e si dimentica una cosa fondamentale. Quando è sulla strada ed è in macchina o in moto, è potenzialmente uno strumento come un'arma, perché se questa auto o questa moto va addosso a qualcuno, ciclista eccetera, ne può causare la morte. Non dico che dobbiamo arrivare a un'esasperazione, quasi fosse un porto d'armi la patente di guida, però deve essere responsabilizzato maggiormente chi prende la patente, perché altrimenti non ne usciremo mai. Giusta la questione della formazione a scuola, perché la scuola deve essere sempre più integrata anche con gli altri aspetti che va oltre l'educazione, e quindi sicuramente dovranno essere avviati dei progetti di sensibilizzazione a partire dalla scuola, ma se poi il genitore non fa la sua parte, ahimè, è vero. non andiamo da nessuna parte. Ti ringrazio per aver confermato quello che ho detto. Devo andare assolutamente in pubblicità.
Io ho visto questi ragazzi, erano 3 ragazze e un ragazzo in mezzo alla strada fermi con l'auto, il ragazzo che filmava e loro che ballavano, e quando passavano delle auto erano le 5:30 di mattina, quindi non è che passavano tante macchine, però rallentavano perché ovviamente erano proprio in mezzo alla strada e loro addirittura si buttavano sulle auto. È il racconto di una residente svegliata dagli schiamazzi dei 4 ragazzi che alle 5 del mattino facevano baldoria sfidando la sorte. Stavo dormendo e ho sentito degli schiamazzi, musica ad alto volume, ho sentito anche altri condomini che hanno aperto i balconi, facevano sceneggiate, una signora ha rallentato perché loro si sono messi davanti alla macchina. Questa mattina ore 5:30 mi stavo recando a lavoro e verso San Cipriano 2 ragazze in mezzo alla strada a ballare e sfidare le macchine in passaggio. Una spavalderia che poteva trasformarsi in tragedia. Schiamazzi, risate, sigarette in bocca, i balli in mezzo alla strada. È la scena che una cittadina di Roncade si è trovata di fronte alle 5:30 del mattino mentre andava a lavoro. La guida lenta data l'ora, ma comunque un potenziale pericolo per lei e per le ragazze che a centro strada si stavano divertendo non curanti del pericolo. È successo a Roncade, nella strada a tutte curve che porta alla frazione di San Cipriano. Una macchina di grossa cilindrata parcheggiata a bordo strada, le giovani poco distanti e un ragazzo che le filmava. La denuncia via social della residente che ha voluto avvertire anche i compaesani del pericolo in cui tutti potevano incorrere. Non vuole lasciare dichiarazioni, un tantam social fatto di commenti che denunciano la gravità del fatto, altri che sminuiscono la vicenda mera bravata giovanile. Con lei anche altri hanno assistito alla scena. C'è chi, svegliato dal rumore, si è affacciato alla finestra intimando ai giovani di mettersi in sicurezza e di andarsene. A nulla è servito. Scattata la chiamata ai carabinieri. Ho appreso anch'io da alcuni cittadini di quanto è successo questa notte. Domani sentirò le forze dell'ordine per capire, per ricevere quelle che sono le testimonianze dei cittadini e per capire chi ha commesso questo fatto tramite la videosorveglianza e lettura varchi che abbiamo a Roncade. Fatto che non sarà quindi lasciato passare in sordina, vuole andare a fondo il neoeletto sindaco di Roncade Marco Donadel nei giorni in cui la cronaca testimonia tanti giovanissimi vittime della strada. In questi giorni ci sono stati molti incidenti che hanno visto come vittime ragazzi molto giovani. Pertanto quella che può essere una bravata può rappresentare un vero e proprio pericolo di vita per se stessi e per gli altri. Vi invito a amarvi di più e amare la vita. Abbiamo sentito anche il sindaco di Roncade, che ringraziamo veramente per queste parole. Allora, non solo sicurezza stradale, anche sicurezza delle persone, sicurezza di non avere questi ragazzini alle 5 del mattino che si permettono di fare quello che vogliono, tanto qual è il problema? Però se li investi poi il problema è tuo, perché vai a spiegare che questa ragazzina si è buttata all'improvviso perché voleva l'adrenalina a 2000. Prego, Assessore. No, lei ha ben già anticipato tutto ed è... Fa sempre una sensazione particolare vedere e rivedere alcune cose che poi riguardano il tuo territorio e quindi che ti sono molto vicine e che ti riguardano in un certo qual modo. A volte ti chiedi fino a dove si possano spingere i ragazzi proprio per dimostrarsi capaci di andare oltre, capaci di dimostrare più coraggio, ma è una cosa che assolutamente non, come diceva bene il sindaco, è un non volersi bene. Prima di tutto devono imparare a capire che il valore di ciò che della propria vita, della propria gioventù, che devono essere padroni delle cose belle che devono vivere, che hanno diritto di vivere proprio anche per l'età che hanno, ma il rispetto anche per le persone, per le altre persone, e torniamo al discorso che abbiamo affrontato poc'anzi, no? Questi sono ragazzi di una certa età, certe problematiche già tu le puoi vivere e se mi posso permettere, Mirella, mi aggancio un po' a un'età più giovane, no? Cioè quindi di situazioni che a volte ci toccano da vicino. Diciamo che quest'anno la problematica del similbullismo a scuola è un po' un problema che si presenta ogni anno scolastico, e nel senso che, chiamiamola piccola prevaricazione da parte dei più grandi rispetto ai più piccoli, parliamo dell'uso dell'autobus
entriamo un po' anche nella situazione che motivo per cui credo di essere anche stata invitata a discutere con voi. E pur considerando che appunto io conoscevo, sapendo che io conoscevo qual era la problematica che sicuramente si sarebbe presentata anche quest'anno, perché è una cosa che normale amministrazione ogni anno, quest'anno però purtroppo siamo partiti con il botto, nel senso che è partito il trasporto scolastico, c'è stato un caso proprio di rissa con ragazzi più grandicelli, parliamo della secondaria, di 3 ragazzi nei confronti di uno più piccolo. Non si sono limitate alle parole, ma anche ai gesti, a sberle e pugni. Quindi proprio una rissa vera e propria iniziata sull'autobus, poi non contenti l'hanno continuata, anche se non era la loro fermata, parliamo dei bulli più grandi, i ragazzini più grandi nei confronti del ragazzino preso in considerazione, insomma, soggetto di bullismo, e sono scesi alla sua fermata e hanno continuato. A quel punto ho detto, al di là tra l'altro questa segnalazione a noi in amministrazione è arrivata un po' anche in ritardo, ci siamo attivati, abbiamo avuto le informazioni tramite gli autisti, la ditta di trasporto, la scuola per le informazioni che aveva, e abbiamo contattato prima di tutto i genitori, abbiamo avviato il regolamento che è molto ferreo, il regolamento sui trasporti, però ho detto non mi basta perché io come assessore, e soprattutto come assessore con una storia da insegnante, ina ho in mente di realizzare un progetto che rappresenta un processo di intervento che vuole vedere una possibile realizzazione di rete di collaborazione tra amministrazione, scuola, alunni, genitori, operatori di vario tipo, associazioni, eccetera, in modo tale che davvero si possa lavorare sul territorio per dare un aiuto a questi ragazzi. Allora ho detto no, qua non mi basta, io mi metto in gioco e salita sugli autobus. Ci ho messo la faccia e sono salita sugli autobus e ho iniziato a fare questa. Allora sono salita, se mi posso permettere 2 minuti, sono salita sulla linea calda. La linea calda dove si era creata questa situazione, e mi sono presentata come assessore. Mi sono presentati i ragazzi, qualcuno lo conoscevo proprio perché a livello scolastico li avevo anche incontrati, e mi sono presentata dicendo che appunto in qualità di assessore avevo determinati ruoli, e mi sono seduta insieme agli altri miei vicini di sedile, e ho cominciato ad osservare, avevo il mio block notes, ogni tanto segnavo qualcosa, fingevo di segnare, osservavo soprattutto lo sfondo, perché lei sa meglio di me che le dispute quali sono, i posti in fondo al pullman, sempre. Solo che fin tanto che ti limiti a dire no, questo posto è mio, no, lascialo perché tu sei più piccolo, ma quando arrivi ad andare oltre. E quindi mandavo questo messaggio con lo sguardo, semplicemente così, e ascoltando però il contorno, e nell'ascoltare, ed è una cosa che questa me la porto da insegnante, quando tu devi iniziare un contatto con i ragazzini, la prima cosa appunto è quello di vedere, di ascoltare, quindi quello che si raccontano, le loro passioni e soprattutto i nomi. E nel momento in cui io fingevo o scrivevo qualcosa, sento il nome di uno, dell'altro, di quest'altro, eccetera, a un certo momento mi intrometto nella conversazione, perché poi loro sono molto accoglienti, e dico, ma sì, stai parlando dei pesciolini che ti arriveranno, ma dimmi Francesco, e allora già comincio, come, ma mi conosci? Ragazzi sì, li conosco tutti, quindi il cominciare a creare questo legame, lei sa che il nome rappresenta la persona e noi siamo veramente padroni del nostro nome, siamo orgogliosi quando qualcuno ci riconosce e ci chiama per nome. Quindi ho cominciato a tessere questo primo contatto. C'è stato però il bulletto che non c'entrava con i 3 che avevano fatto le azioni non corrette, che però mi ha fatto una domanda, quindi raccoglievo anche le domande, e mi dice, posso farle una domanda, ma lei è qui per le segnalazioni? Il che cosa significava? Che loro avevano già maturato. E io ho risposto, no, io ti ho detto sono qui perché sono l'assessore, ho come incarico anche devo controllare che tutto funzioni, e quindi non so di cosa parli, quindi non mi sono voluta allargare, perché io sono voluta entrare non con l'autorità ma con l'autorevolezza, cioè
cominciare a creare questo contatto con i ragazzi. Ho detto, guardate, oggi sono con voi, andrò anche in tutti gli altri autobus. È andato tutto bene? È andato tutto bene. Allora dopo vi spiego anche perché va tutto bene. Allora sentiamo Adriana da Crocetta. Vai Adriana. Ciao Mirella. Ciao. E vorrei dire una cosa, chi ha coniato la frase Angeli della... Angeli. Faccio un esempio. Io abito nella panoramica, inizio della panoramica. Quando girano o qualcuno passa in moto, è una cosa tremenda. Andranno a 200 all'ora. Noi come cittadini abbiamo cercato di mettere dei dissuasori di velocità, perché è una cosa tremenda, perché se si ammazzano è anche colpa loro, perché è una cosa che è immaginabile. Grazie Adriana, molto chiaro, hai fatto bene a fare la segnalazione, andiamo avanti perché ho già forato, ma volevo salutare anche gli ospiti e rispondere anche all'assessore Paola Carettin. Non succederà niente quando lei sarà nell'autobus, sanno benissimo. Tanto è vero che loro a scuola e in classe quasi sempre si comportano benissimo, molto bene. I professori, gli insegnanti non sanno niente perché vige l'omertà. Anche se subiscono dei problemi, anche dei furti, si arrangiano da soli, completamente all'oscuro di tutti gli insegnanti. Il problema è che come hanno fatto l'angolo della scuola, i problemi che loro avevano avuto dentro la classe vengono fuori tutti. E allora c'è il passaparola, ci troviamo là, ci troviamo in quella piazza, in quella zona e facciamo i conti. Ma addirittura, perché a me raccontano queste cose, ci sono i giochi tra di loro. Allora, se io mi avvicino a te e ti tocco così col braccio, tu ti giri, io ti do il pugno. Perché tanto so che sei più debole e so che non sei protetto da queste... Questo è quello che mi dicono loro. Ci sono dei giochi terribili, si danno di quei pugni, Fabio, di quei pugni nella schiena, nel ventre, e chi resiste è un forte e chi non resiste è un debole, ma questi si massacrano nel vero senso della parola. E guai parlare, perché se parli sei morto. Gli insegnanti non devono sapere, i genitori non devono sapere, sappiamo noi e ci arrangiamo noi, questo è il nostro sistema di vivere. Cosa ne pensi Fabio? Poi devo lasciarvi e concludere. Il tema del bullismo è sempre esistito. È chiaro che nasce anche questo all'interno della famiglia, l'obbligo per la famiglia stessa di educare i figli affinché non incappino in queste dinamiche non certo positive, ma sicuramente deve essere compito della famiglia, e qua probabilmente qualcuno mi darà contro, non è compito della scuola, è il compito della famiglia educare e dare il senso del rispetto. La scuola può essere sicuramente un ausilio, ma è la famiglia dove, a mio avviso, in questo momento e in questa particolare era, non c'è più l'onere per la famiglia di dare l'educazione, perché tanto viene tutto demandato alla scuola, la famiglia ha meno obblighi verso i figli. In realtà è in questo momento che c'è maggior bisogno di una famiglia che insegni, che educhi i propri figli affinché non si comportino male al di fuori della scuola. Questo è il mio pensiero. No, ma hai fatto bene Fabio e sono d'accordo. Allora, siccome devo chiudere, poi sentiamo anche l'assessore, parteciperai e mi aiuterai in questa raccolta di firme, Fabio, per cercare di far capire l'importanza di fare squadra, di essere tutti uniti? Certo che sì.
Ti ringrazio veramente Fabio, perché abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti, perché sai, purtroppo in politica contano i numeri, se non hai i numeri non vai, e noi i numeri li dimostreremo con i fatti e non con le parole, perché noi agiremo, quello che non fa la politica. Noi sentiamo tante parole quasi sempre, noi invece abbiamo bisogno di agire, perché così non è possibile andare avanti. Detto questo ti ringrazio, ci sentiremo presto Fabio. Adesso io vorrei mandare anche questa pista ciclabile però Assessore, perché voi avete fatto una cosa molto bella, vediamo le immagini di questa ciclabile centro lungo fiume Musestre, andiamo a vedere e sentiamo cosa dice allora l'Assessore, come vuole chiudere, prego. No, io chiuderei, mi riaggancerei a quello che lei ha sottolineato. È vero quello che lei dice, che la problematica non si risolve su questo e come le ho anticipato prima è sicuramente un processo a lungo termine, un processo che però in questo momento è stato fondamentale, questo mio intervento, perché ha fatto sì che si abbassassero gli animi e le preoccupazioni da parte dei genitori. È ovvio che non è che io faccio il miracolo, però comincio a costruire con i ragazzini, che sono ragazzini che crescono e che sono poi coloro che affiancheranno e diventeranno adulti. Insieme a me ci sono anche altri ragazzi della cooperativa che subentrano e che entrano sui pullman 2 volte a settimana della cooperativa Itaca, che collabora con l'amministrazione, ma ci sono anche altre azioni che noi come istruzione abbiamo come assessore voluto portare avanti. Una di queste è quella di dare, in accordo con la Giunta e il Sindaco, una disponibilità della visione di un spettacolo teatrale molto particolare, che già di per sé il titolo la dice lunga, che Ero un bullo. Questo spettacolo è stato dato ai ragazzi settimana scorsa ed è della compagnia della Fondazione AIDA, ecco, della Fondazione ETS di Verona, e parla di questo ragazzo, è una storia vera di questo ragazzo che ha vissuto esperienze negative dalle quali è riuscito ad uscire. Ecco, ci sono qualche immagini. Avevamo le classi seconde e terze dell'istituto comprensivo, devo dire che è stato molto d'effetto e da questo lavoro poi si continuerà a lavorare naturalmente con la scuola, perché la scuola è sempre con l'amministrazione molto collaborativa e sarà un tassello in più rispetto ad altre cose e azioni che faremo. So che la scuola poi a breve avrà anche un incontro con l'Arma dei Carabinieri inizio del prossimo anno e su questo, leggo proprio quello che mi hanno detto, verterà la formazione della cultura della legalità. Quindi diciamo che la scuola si muove per dare tutti gli strumenti insieme anche altre possibilità di crescita per questi ragazzi. L'ultima cosa per inciso, sempre l'amministrazione farà dono ai ragazzi di tutta la secondaria e delle quarte e quinte anche di un volume che si intitola Noi e gli altri e che verte sempre alla riflessione su questi argomenti. Speriamo che lo leggano, perché dovranno lavorare con i docenti e anche essere interrogati su questo volume e poi daremo il premio a chi ha letto il volume, perché anche qua è da dire lunga di questi ragazzi. Il problema è che intanto che noi cerchiamo di far crescere i bambini con delle regole molto precise e conoscenza, dobbiamo capire cosa fare con quelli con le regole non le rispettano, che hanno già alzato l'asticella. E qua dobbiamo intervenire, dobbiamo aspettare che crescano ancora, sono già a 16 anni, hanno il patentino e perciò devono capire che le regole valgono anche per loro. Allora la pista che abbiamo visto così contestata, aiuti, commercianti in rivolta, invece abbiamo visto che siete riusciti a fare una buona cosa. Allora diciamo che adesso innanzitutto stiamo facendo... Veloce perché sono proprio in chiusura. Allora, stiamo facendo un'indagine su tutto il territorio, non solamente sul piano parcheggi, non solamente sul comune, sulla Roncade, capoluogo, ma anche sulle altre frazioni. In ragione dei risultati di questo piano parcheggi che è stato affidato ad un ente specifico, insomma, responsabile, interverremo. Intanto, molto probabilmente, aggiungeremo qualche stallo di parcheggio nella zona della via centrale di via Roma che lei ha fatto vedere e poi ragioneremo per trovare la soluzione. In questo momento comunque l'incontro con i commercianti c'è, abbiamo avuto un incontro anche settimana scorsa che è stato molto costruttivo e quindi vedremo di migliorare, perché tutto è migliorabile. D'accordo con il dialogo. Bravissima. Con il dialogo fondamentale. E l'ascolto. Grazie anche a Paola Carettin, assessore all'istruzione al comune di Roncade
strade, non solo all'istruzione. Abbiamo salutato anche Fabio Tiozzo, responsabile sezione Vicenza Associazione Angeli Moto. Grazie, grazie, pubblicità. Presento altri due graditi ospiti. Abbiamo in presenza il dottor Giorgio Pavan, direttore ISRA Treviso. Grazie dottor Pavan di essere qui con noi. Grazie a voi per l'invito. Saluto anche Susanna Maggioni, vediamo, eccola qua se è collegata, presidente Treviso Federazione Italiana Ambiente e Biciclette. Grazie Maggioni di essere qui per parlare di numeri che fanno rabbrividire se non mettiamo in sicurezza queste città, questi centri storici, periferie, piste ciclabili, attraversamenti, perché veramente si sentiva anche prima, qui ognuno si fa le proprie regole, esce il mattino e vai, faccio quello che voglio, qual è il problema? Ecco, io partirei proprio da lei, visto che abbiamo trattato il tema anche all'inizio, Susanna Maggioni, cosa sta succedendo? Io ho letto che lei non è d'accordo su questo nuovo codice della strada che dovrebbe essere veramente presentato nel fine settimana, mi sembra domani, giovedì. Prego Maggioni. Grazie intanto Mirella per sempre gradito e un saluto agli ascoltatrici e agli ascoltatori. E come ha detto lei, sì, non solo io a non essere d'accordo su questa riforma al codice della strada. E purtroppo non sono state ascoltate nell'iter parlamentare le osservazioni fatte da moltissime associazioni e gruppi, tra cui bisogna ricordare le associazioni dei familiari delle vittime della strada, che hanno portato una serie di osservazioni basate purtroppo sulla loro devastante esperienza personale, che non sono state minimamente prese in considerazione. Purtroppo questa riforma, che appunto sta concludendo l'iter e andrà approvata nei prossimi giorni, va assolutamente nella direzione opposta a quella di rendere le nostre strade e le nostre città più sicure. In quanto bisogna ricordare che ben il 73% degli incidenti in Italia avvengono sulle strade urbane e le principali cause degli incidenti mortali in città sono per più del 20% la velocità, 20% la distrazione, poi abbiamo in ordine decrescente il mancato rispetto delle strisce pedonali, il mancato rispetto delle precedenze, eccetera. Purtroppo questa riforma del codice della strada non affronta minimamente queste che sono le cause principali della mortalità sulle nostre strade e nelle nostre città, ma prende un atteggiamento, diciamo così, repressivo verso questioni, per esempio uso di droga e alcol, che in realtà hanno un'incidenza minima, perché se noi andiamo a guardare adesso, per esempio, ho sott'occhio le cifre della polizia stradale, non cose che mi sono inventate io, sulle violazioni contestate a giovani tra i 18 e i 24 anni nei primi 5 mesi del 2023 abbiamo al primo posto con il 31% la distrazione, al secondo posto molto ravvicinato la velocità con il 29%, alcol e droga, attenzione, sono solo al 5%. Ferma Susanna perché abbiamo Nadia, se no mi cade la linea, poi riprendiamo. Vai Nadia. Ciao Mirella, ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo dire, c'è mancanza di rispetto, perché io quando vado per la strada rispetto il codice, metto fuori le frecce, sto alla mia destra però vorrei anche il rispetto da parte degli altri. È
caduta la linea di Nadia, ma ha detto quello che veramente è importante, il rispetto della persona. Quello che troviamo nelle RSA, rispettare queste fragilità, dottor Pavan, fragilità che non possono difendersi. Però mi viene anche da sorridere, vorrei anche un suo parere, quando ho sentito che qualcuno ha detto che gli incidenti stradali sono causati tantissime volte, poi sentiamo anche Maggioni, da persone diversamente giovani. Io alle 4 del mattino i diversamente giovani non li vedo sulle strade, scusatemi, no, perché qualcuno qua sta cercando di cambiare il percorso, per carità ci sarà anche qualche caso, ma di eccesso di lentezza, casomai, non di eccesso di velocità, che tante volte diciamo, ma chi sei al volante? Poi, capite che forse c'è qualcuno che vuole passare il cerino da un'altra parte e incolpare quelli che hanno meno colpa. Cos'è questa persona fragile che grazie a queste residenze ha la possibilità di essere assistita? Perché le telefonate che ricevo, dottor Pavan, poi lei lo sa perché lo chiamo in molti casi e riusciamo assieme magari a cercare anche di trovare qualche soluzione per questi poveri cristi, ma soprattutto questa lunga fila di persone che sono in attesa perché non abbiamo i numeri, non abbiamo il personale, pagato poco, lei lo ha sempre detto, costi altissimi, perché qualcuno si dimentica, è come quelli che dicono mangio la pizza in Piazza dei Signori ma costa 15 euro, sì ma guarda come la mangi e come vieni servito. Ecco, cosa ci dice? Poi torniamo da Maggioni. Intanto un saluto alla rappresentante della FIAB, che è un'associazione a cui appartengo anch'io in minima parte, insomma, per la cura, insomma, dell'andare in bicicletta, ecco. E quindi ciò che stupisce in verità di quello che ha detto è, come dire, il fatto che abbiamo il dato scientifico davanti e però facciamo scelte ideologiche. Cioè il dato scientifico è ben rappresentato dalle statistiche che non sono né di destra né di sinistra. Cioè, numeri. E i numeri. Allora, i numeri dicono questo, però bisogna andare sull'alcol, sulla droga. Attenzione, non è detto che non bisogna andare, non stiamo dicendo che è inutile, che è sbagliato, perché dopo se tu fai un discorso ti dicono ecco, e allora libertà de droga e assolutamente, a parte che ce l'hanno più con la droga che col vino, perché qua col vino in Veneto, come dire, se blocca i bevitori, se blocca l'economia veneta, ecco, ma anche questo è tutto un discorso da farci. Ma quello che dico è, il dato scientifico è il 20%, le strade che non sono, come dire, guardano poco il dialogo tra la bicicletta, ad esempio, la moto e la macchina e così via, e quindi la mancanza di scelte coraggiose da questo punto di vista, e si continua a fare scelte politiche demagogiche, ideologiche e non centrate sui fatti, e questo è un primo dato in evidenza a tutti. Secondo discorso, parlando di anziani, bisognerebbe appunto, come dire, in qualche maniera enfatizzare la lentezza dell'anziano, perché se il primo dato riferito alle mortalità è data dalla velocità, la lentezza dell'anziano insegna che chi va piano va sano e va lontano, un vecchio andazzo che va sempre bene, chi va piano va sano e va lontano. Addirittura dirò di più, bisogna iniziare a concepire con coraggio le nostre città in termini diversi. Faccio un esempio di Borgo Mazzini, dove c'è l'amministrazione dell'Isra. Il sindaco da questo punto di vista ha promesso, ma so che è una promessa vera. Sarebbe il quinto sindaco ormai che si passa per cercare di chiudere sto Borgo Mazzini. Ma è il primo che ha fatto la sua dichiarazione pubblica, voglio dire, e l'idea di andare verso la chiusura del Borgo Mazzini sarà un grandissimo risultato, ma perché? Perché lì piovono centinaia di persone anziane. E cosa vuoi fare? Mettere le Porsche con le persone anziane oppure andare a prendere uno spritz, seduto o una camomilla seduto fuori da un bar con il gomito appoggiato su una macchina perché è parcheggiata in fianco. Allora questo per dire
che dagli anziani si può ancora imparare qualcosa, anche in tema di viabilità. E dopo, se un anziano va piano, lo fa non perché lui va piano, ma perché sa di fare del bene per il prossimo, così vanno piano anche quelli che stanno dietro. Perché lui ha imparato ad andare piano, certo. a lui hanno insegnato di andare piano, forse qualcuno non lo fa più. Queste liste d'attesa lunghe per entrare nelle RSA, stiamo arrivando al 2025, cosa ci dice? Direttore. Dico che piovono vecchi da tutte le parti, è una società che invecchia, ce lo diciamo da 20 anni, perché adesso la politica lo scopre adesso, ma è 20 anni che diciamo queste cose. Allora voglio dire che io ogni giorno ricevo da 2 a 3 telefonate, su 300 giorni lavorativi sono 1000 telefonate all'anno, su persone che dicono fammi un piacere, ho questo problema, è in dimissione ospedaliera, non sappiamo dove collocarlo, la badante è scampata, eccetera, eccetera, eccetera. Ogni famiglia ne ha, quando non ne ha uno vuol dire che ne ha 2 situazioni da sistemare, e quindi noi facciamo quello che possiamo senza mettere gli anziani nel sottoscala, perché il tema della dignità della vita ha priorità, insomma, e quindi, ma di fatto non ci sono sufficienti risposte per chi ne ha bisogno. Allora, quello che emerge, dottor Pavan, è che quasi sempre il diversamente giovane, come lo chiamo io, anche se il direttore non è d'accordo, ma alla Mirella piace diversamente giovane, se può preferisce stare a casa. E questo si potrebbe anche fare, perché vuol dire servizi alla persona. Ti vengo a curare, ti porto il cibo, ti coccolo un pochino, parlo con te, ti pulisco, se hai bisogno ti faccio compagnia. Il problema è che in teoria queste cose sono scritte ma non vengono fatte perché non c'è il personale, non ci sono i numeri. Allora noi abbiamo un aumento di persone diversamente giovani, abbiamo un aumento di richieste di entrare in queste strutture, abbiamo un aumento di solitudine pazzesca nelle case che fa impressione, tanto è vero che io sto chiedendo ai sindaci di fare un censimento, di vedere chi sono e soprattutto essere aiutate dalle associazioni di volontariato, di dare questi benedetti nomi e cognomi per aiutare anche il sociale, i servizi sociali che non funzionano perché sono pochi, perché non sanno, perché non conoscono, perché c'è la privacy, dove vogliono ci mettono la privacy, allora non ti do il nome e cognome, la via, e poi trovo l'anziano morto in casa perché non so che c'è. Allora non le sembra, direttore Pavan, che c'è qualcuno in politica che invece di unire continua a dividere? Allora le associazioni di volontariato che si odiano tra di loro, molte non si conoscono, non fanno squadra, la famosa squadra, e questa solitudine che non riusciamo ad arrivare ed aiutare. Prego, dottor Pavan. No, non è che ci sia qualcuno in politica che continua a dividere, è da 30 anni che la politica di destra, di sinistra, di centro non risolve questi problemi, tanto per dirla chiara. Tanto per dirla chiara, perché oggi noi siamo senza medici, senza infermieri e senza operatori sociosanitari. Qualcuno vuole rispondere di questo oppure no? Viva i veneti assistiti dagli stranieri! E allora dai ai stranieri sua testa, che stanno di giorno assistendo i nostri anziani, mio papà, mia mamma, tuo papà, tua mamma, ai ristoranti, nelle cucine, eccetera, eccetera, stanno facendo il lavoro, però non si dà l'appartamento in affitto, perché sei stranieri. Allora il lavoro sì, la vita no. Questo abbiamo non va Vladimiro bene. da Rovigo, poi andiamo da Susanna Maggioni. Vai Vladimiro. Sì, volevo fare una domanda esattamente alla signora in collegamento. Sì, prego. Allora, dal mio punto di vista mi sembra che ci sia tre tipologie di traffico, anche in considerazione del tipo di incidenti che può capitare, 3 tipi di traffico diverso in Italia, ad esempio. Cioè che il traffico cittadino, che è una tipologia ben precisa, traffico autostradale che non ha nulla a che fare con quel cittadino, ed entrambi, dal mio punto di vista, anche il traffico delle strade, quelle extraurbane, soprattutto le statali, prendo quello della Romea per esempio o della Pontebana. E come dire, nell'autostrada per esempio a me mi sembra, quando che viaggio, che sia parecchia attenzione da parte dei gestori e anche dell'autostrada per la sicurezza del traffico. Ugualmente capita incidenti
di qualsiasi tipo, perché motivazione esegue, però l'attenzione che viene posta in autostrada è ben diversa da quella che viene posta per esempio nelle strade statali, nei tratti extraurbani. E mi domanda questa qua, tenendo conto comunque dell'unitarietà del codice della strada e del bisogno di intervenire, è possibile utilizzare queste tre differenze per fare anche un'azione, un'opera di intervento specializzata in queste tre diverse tipologie di traffico? Per esempio nella città si può parlare di 30 km all'ora, che è una roba assurda parlare nella Romea o nella Pontebana. In città che sei dossi, altra cosa assurda da pensare nelle statali. Cioè, è possibile che uno dica, beh, intanto magari, visto che hai difficoltà, cerchiamo di sistemare il traffico in città, e per adesso vedremo. Dico questo però è povero, ma la sostanza della mia domanda è questa qua. Grazie, buongiorno. Grazie Vladimiro. Intanto che Susanna Magioni parla, mandiamo anche le immagini, che così vediamo anche di quello si occupa questa donna, che ce la sta veramente mettendo tutta. È stata anche ringraziata dal sindaco Conte per il lavoro che stanno facendo, perché è un lavoro utile per la comunità, attenzione, per tutta la comunità che sta lavorando. Susanna, prego. Sì, sono stata ribattezzata la pungolatrice. Sì, grazie Mirella. Beh, intanto volevo complimentarmi con il dottor Pavan, al quale prontamente andrò a recapitare la tessera FIAB se non ce l'ha già. E gli ricordo anche che se non sbaglio ha una bellissima bicicletta, l'Isra, e bisogna che la tiriamo fuori e che portiamo le persone in giro con questa bellissima bicicletta, e bisogna che ci mettiamo d'accordo con dei volontari e portare le persone a vivere la città. Per quanto riguarda Borgo Mattini, confermo che noi già 2 anni fa abbiamo fatto un'iniziativa, è un'iniziativa nazionale che si chiama Park in Day, in cui abbiamo occupato degli stalli proprio a Borgo Mattini e li abbiamo fatti rivivere come piccolo parco istantaneo, diciamo, proprio per far capire quanto spazio che è nostro, è un bene comune lo spazio delle città, quanto di questo spazio viene occupato da queste scatole di metallo che stanno ferme per il 90% del tempo, occupando appunto spazio che potrebbe essere utilizzato per la vita delle persone. E reputo di essere abbastanza ben informata su questo, perché pur con i miei limiti, perché appunto nel PUMS è prevista la pedonalizzazione di Borgo Mattini, tanto è vero che poi l'amministrazione stessa ha, diciamo così, posso azzardare di dire, preso un po' l'ispirazione da questa nostra iniziativa e ha portato quello che viene chiamato il PUMS in piazza, tra cui appunto Borgo Mazzini e poi sarà anche Piazza Duomo. Per cui sì, sicuramente c'è l'intenzione. I tempi purtroppo non sappiamo bene, però insomma confidiamo che sia un processo che è iniziato anche grazie un po' all'esperienza invece dell'ospedale vecchio, no? Dove appunto è stata pedonalizzata questa bellissima piazza. E ogni volta che ci vado devo dire mi rallegro, perché dove, in quale altro posto di Treviso possiamo vedere i bambini che giocano in strada? Ecco, lì vanno dei genitori con i bambini piccoli e lasciano i bambini scorazzino tranquillamente per tutta la piazza. Quindi sicuramente è necessario riappropriarsi degli spazi. Quanto riguarda la domanda dell'ascoltatore, Vladimiro. Esatto, allora grazie intanto Vladimiro. Allora, premetto che io appunto sono fondamentalmente una persona che ama andare in bicicletta. Purtroppo mi tocca un po' occuparmi di questi temi che sono un pochino aridi, no? Cioè dare un po' di numeri sulla mobilità, sull'incidentalità, eccetera, perché purtroppo non è possibile andare in bicicletta, né tantomeno muoversi a piedi o
spingere una persona anziana su una carrozzina in sicurezza nelle nostre città se non viene fatto un lavoro strutturale. Ferma Susanna, perché abbiamo Giuliano dal Nevegal, poi riprendiamo. Vai Giuliano. Pronto? Resto in linea. Sì, prego. Pronto? Non sento. Resto in linea. Sì, parla. Chiudere, mi chiamate voi? No, sei già in linea, parla. L'abilità, il nostro paese è complesso e funestato da della gentaglia a guidare le macchine e purtroppo se ne vedono di tutti i colori. Ci vorrebbe una campagna a insegnare la macchina, perché è diventato un rischio incredibile girare per le strade. È vero. E con questo non voglio dire i ciclisti hanno diritto a circolare anche sulle statali se è necessario, però io venivo ieri e mi sono trovato un camion per non rallentare, che aveva una bicicletta davanti, ha invaso la mia corsia e io Dio solo sa dove ho trovato il posto per passare incrociando questo camion. Quindi la gente viaggia a una velocità nella quale non si può fermare, non hanno voglia di rallentare, ma se il ciclista è dalla tua parte, sei tu che devi rallentare, non io. Io invece devo inchiodare e trovare il buco per passare perché te col camion ti butti nella mia corsia per evitare un ciclista. Con questo non dico che ce l'ho col ciclista, io ce l'ho con quel camionista là. Hai ragione Giuliano, devo andare avanti, ma sei stato chiaro, ti ringrazio. Salutiamo anche questo posto, il Nevega, un posto bellissimo che abbiamo la fortuna anche di avere a 2 passi da casa, perché bisogna dirlo. Nevegal mi ha detto giustamente, sai che ci vado poco là, no ma si sente anche poco, devo dire la verità, forse dovremmo sentire di più perché forse ci dimentichiamo che c'è questo posto. Grazie veramente Giuliano di aver chiamato. Sentiamo Susanna, allora cosa vuoi dire? Perché in effetti qui si passa il cerino, ma la colpa è un po' di tutti, questa è la verità, prego. Sì, allora, volevo anche un po' riallacciarmi a quello che aveva detto il dottor Pavan, che ho trovato proprio interessante. Lui ha parlato di ideologia, di demagogia e di una antiscientificità dell'approccio, posso dire, che si riflette nell'approccio del Ministero in questo momento, che è assolutamente antiscientifico. Però io mentre parlava l'assessore prima dei ragazzi sui pullman eccetera, no? Mi è venuto in mente un film, mi è venuto in mente Giuliano Bruciata e devo dire che bisogna anche fare un discorso sociologico, nel senso che è vero che certi comportamenti, possiamo dire, sono stati esacerbati anche dal periodo del Covid, dal lockdown eccetera. Però effettivamente ci sono dei comportamenti nelle giovani generazioni che sono un pochino, diciamo così, innati, cioè l'ebbrezza, la velocità, eccetera, no? È anche vero poi, sempre per parlare di sociologia, che le persone in Italia non sono particolarmente abituate a rispettare i limiti, a rispettare la segnaletica. Ecco, io dico sempre, basta fare poca strada, andare in Slovenia, non succederà mai che un camion per superare un ciclista vada alla corsia opposta. Anzi, c'è un rispetto enorme. Ma è una questione culturale, Susanna. Hanno iniziato adesso a parlare di sicurezza stradale. Quanti anni è che siamo sulle strade? I diversamente giovani non sanno adoperare questi nuovi strumenti che abbiamo tecnologici. Perché non gliel'hanno insegnato? Perché in Australia li adoperano? Perché gliel'hanno insegnato? Qui si arriva sempre dopo, sempre dopo. Prego, Susanna. Sì, no, volevo finire il discorso per dire che gli amministratori e il governo hanno una grande responsabilità. Hanno la responsabilità di fare in modo che non sia possibile per le persone, perché parliamo sempre di persone, no? Esatto. Non ci piace dire gli automobilisti, i ciclisti, siamo tutti persone.
e quindi fare in modo che le persone possano spostarsi utilizzando il mezzo a loro più consono in totale sicurezza, anche tenendo conto appunto dei fattori che portano a non rispettare i limiti, a non rispettare la sicurezza. Allora Susanna, volevo dirti anche questo, devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno e devo chiedere anche molte cose al direttore Pavà. Io penso solo di andare all'Isra, magari a casa albergo, di prendere con queste biciclette queste persone, come dici tu, portarli magari al parco dello Storga dove abbiamo gli orti sociali, che loro sarebbero strafelici. Anzi, io tanti anni fa, il direttore se lo ricorda, ho fatto addirittura i liscio, so neanche che fine chi ha fatto, però l'idea c'era già di portare a spasso, il direttore fa così, una tragedia anche là a Mirella, quando che faccio qualcosa diventa tragedia a Mirella, compresa Villa Margherita, e qua lo dico. Perché dobbiamo fare questo? Ma prova a fare la strada in bicicletta per arrivare al parco dello Storga. Su questa stradina incredibile, strettissima, dove sono a doppio senso. Cioè, io mi domando, e gliel'ho chiesto ai nostri amministratori, allora la strada è del comune di Treviso, del comune di Villorba, del comune di Carbonera, ma parallelamente c'è una strada molto più grande della provincia anche, dove si può fare di tutto. E perché non mettere in sicurezza la stradina e dedicarla solo fuori un senso unico, solo per i residenti, e dedicarla proprio a queste persone che vanno agli orti, che sono i nostri nonni, i nostri genitori anche. Cioè, ci passano e non si può perché è di tutti. E allora mettetevi d'accordo tutti e tre. È così difficile chiudere 300 metri di strada? Hai capito, Susanna? Perché la volontà di fare questo ci sarebbe, ma prova a portarli tu e fare quei pezzi di strada là e vedere se arrivi sano, perché come abbiamo detto ognuno fa le proprie, se ne frega della stradina, corro, qual è il problema? Prego Susanna. Sì, come dicevo appunto, per tornare al discorso della riforma del codice della strada, purtroppo questa riforma renderà sempre più difficile per le amministrazioni applicare tutte quelle misure che sono dimostrate essere più efficaci per rendere le nostre città più sicure. Parliamo di un esempio su tutti, la città 30. È di questi giorni, di ieri, proprio la notizia che il ricorso che era stato fatto dei tassisti di Bologna con il supporto del Ministero dei Trasporti contro le misure Bologna città 30 è stato vietato, perché la città 30 è dimostrato anche qui scientificamente va appunto nella direzione che noi auspichiamo, cioè di rendere la città più sicura e più vivibile per tutte le persone. Perché 30? Perché a 50 all'ora un impatto per una persona che è bicicletta va a cadere dal terzo piano. Le probabilità di lasciarci la pelle sono 8 su 10. Molto chiara. Devo andare avanti, abbiamo Leone da Trebasele, che vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluti i tuoi ospiti. Allora, l'anno scorso c'era stato il problema a Padova, tutte quelle multe che erano state date per eccesso di velocità dai controllori di velocità che c'erano state messe nella strada. Allora, l'anno scorso Padova è stata la città che ha avuto meno incidenti di tutto il resto d'Italia. Perciò vuol dire che dare le multe e fare rispettare la velocità conta. Ciao Mirella, grazie. Grazie a te Leone. Allora dottor Pavà, adesso vorrei ritornare anche in queste liste d'attesa incredibili. Secondo lei cosa bisognerà fare? Qualcuno dovrà pure ascoltare, non è che possono aspettare chissà quanti anni, anche se abbiamo tanti centenari veramente, e dobbiamo dire grazie a questi scrigni meravigliosi che abbiamo e ancora con la testa a posto, che potrebbero veramente venire agli orti a fare qualcosa con Susanna in bicicletta e tutta la squadra di Susanna. Prego direttore, come si aprirà il 2025? C'è qualche passo in avanti? C'è qualche voglia di agire, non solo di parlare? E stare attenti anche perché tutti in campagna elettorale, direttore, abbiamo molto attenti. Posso dirti, ma guarda chi se ne frega, cioè
Questa idea di non poter parlare per disturbare qualcuno mi disturba. Cioè, io ho il mio pensiero politico, ma posso dire brava Meloni se mi fa una norma che mi produce un risultato sul piano della vita, del lavoro. Posso dire Meloni buona da nulla se invece non lo fa. Ma questo lo direi per la Meloni, ma anche per D'Alema, ma anche per la SLAI, eccetera. Questo non è un problema. Cioè bisogna uscire da questo gioco che non si può parlare. Guai. Bisogna uscirne per paura di disturbare i manovratori. Basta, basta, basta. Ecco, detto questo, vorrei trovare un compromesso con te sui diversamente giovani. Grazie di averlo detto. No. Intanto l'ha detto, sono felice. No, ti propongo un compromesso. Sì. Io sono disponibile a parlare degli anziani in termini di diversamente giovani se tu sei disponibile a parlare dei bambini come diversamente anziani. Può essere, facciamo questo compromesso. Facciamo, che bella sta storia. Perché se no non si copre l'intera legittimità del ciclo della vita. Pensaci e magari al prossimo giro. No, ma è bella questa cosa qua del bambino diversamente anziano. Ah, sì. Susanna, cosa ne pensi di questo ponte che sta cercando di far capire il direttore, diversamente bambino, diversamente anziano? E io direi invece diversamente persone, perché qui dividiamo sempre, non si parla mai di persone, donne, uomini, bambine, bambini, ragazzi, ragazze. No, noi dobbiamo iniziare di parlare di persone per fare comunità. Prego Susanna. Allora Mirella, è una bellissima riflessione e posso contribuire con una esperienza personale. Prego. Come mamma, una delle prime volte che ho guardato negli occhi mio figlio nato da pochissimo, ho avuto la sensazione fortissima di una presenza di un'anima che veniva da molto lontano. E questo non voglio dire reincarnazione, però sicuramente la vita è un grande mistero. La vita è un grande mistero e va protetta e salvaguardata. E approfitto per dire che il 17 novembre è la giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada e il 20 novembre è la giornata universale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Purtroppo, come è stato ricordato anche prima, nella nostra regione, nei nostri territori e in Italia in generale, troppi bambini e troppi adolescenti perdono la vita andando a scuola. Questa è una piaga enorme, una cosa terribile, tristissima, e volevo approfittare per ricordare a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che noi il 23 novembre, che è un sabato, alle 15 ci troveremo in Viale Europa in bicicletta per fare una breve pedalata proprio in ricordo delle persone che hanno perso la vita in bicicletta a Treviso, Dino, Giulia, Marco negli ultimi mesi e tutti i bambini e i ragazzi che purtroppo hanno perso la vita andando a scuola perché le nostre strade non sono sicure. Hai fatto bene a ricordarlo e ti ringrazio, spero che anche tu ti unirai in questa raccolta di firme per l'airbag obbligatorio ai motociclisti, ma non solo. La Giuseppina Cassaniti, ieri che ho sentito, presidente familiare vittime della strada a livello nazionale, ha fatto questo cartello che tu hai detto, che è stato quello che è stato presentato per fare il nuovo codice della strada, ma come hai detto tu di questo cartello è stato preso poco o quasi niente. Però c'è un però, che noi andremo in Europa. Siccome l'Italia non ascolta, allora noi ci spostiamo in Europa.
in Europa, dove verranno consegnate queste firme che raccoglieremo, e ringrazio anche il dottor Pavan perché anche lui ha aderito a fare questa raccolta, perché è importante, perché riguarda tutti, non è che riguarda una parte, riguarda tutti noi a livello anche europeo, per far capire che qualcuno deve dare delle risposte. Non è possibile che chi ha i soldi può mettersi in sicurezza e chi non ha i soldi non può mettersi in sicurezza, perché non è possibile. Allora non è possibile se il casco obbligatorio deve essere giallo, perché il giallo è il colore che si vede, e continuare a vendere il grigio, il nero, perché fa business. Non me ne frega niente del business, qui parliamo di sicurezza. Il gilet è giallo perché si vede e il casco deve essere giallo, punto. Se vuoi andare nella strada, se no te sta a casa tua o te va a correre in pista e ora te metti che casco, che colore vuoi. Ecco, cosa dice il dottor Pavan? Questa voglia di fare comunità con tutti, queste persone anche diversamente giovani che anche loro hanno diritto, per questo l'ho invitata a uscire. Ma come Susanna viene a prendermi, voglio andare agli orti sociali che sono meravigliosi per loro, in un ambiente, il parco più grande d'Europa che abbiamo, però la sicurezza dove la mettiamo? Prego, direttore. Beh, non solo aderisco al tema della raccolta di fondi, non solo apprezzo... Di firme, no, di fondi. Di firme... Che non sbagliamo. Di firme, chiedo scusa, di firme per l'obbligatorietà dell'airbag nei motocicli. Aggiungo che è anche bene rivolgersi all'Europa, perché stiamo vedendo con l'Albania che l'Europa comanda sull'Italia e quindi l'Europa può decidere cose che l'Italia non decide, perché se l'Italia non decide proviamo con l'Europa. Che cosa dobbiamo fare? No, ma quello detto questo, sull'airbag un'altra nota, faccio pubblicità a una ditta che è famosissima per le motocicli, che è la Dainese. Ad esempio il signor Dainese, che noi come Isra abbiamo conosciuto, abbiamo sperimentato, pensa all'evoluzione come va avanti, sperimentato l'airbag per gli anziani contro la frattura di femore da caduta. Pensate. Quindi è un airbag che è ancora sperimentale, eccetera, eccetera. Però intanto si prova, va sulla cintura e quando c'è la percezione della caduta si apre, e siccome la frattura di femore è uno dei drammi più grandi e frequenti nell'invecchiamento, questo è uno studio, diciamo così, pilota per cercare di capire come risolvere, che è la stessa concezione della motocicletta per chi va in motocicletta, e allora da questo punto di vista mi sembra che sia una visione comunque generale importante sotto questo aspetto. Molto importante. Direttore, un'altra cosa, parliamo di persone che hanno bisogno di essere assistite sia a casa che nelle residenze, ma come lei ha ben spiegato è sempre più difficile trovare queste persone. Sì. Ecco, io sono dell'idea che c'è qualcosa che non torna. Non è che noi non abbiamo i numeri per fare questo, il problema è che non vogliamo questi numeri perché sono neri, brutti e cattivi. No, ma io ti dico, il mio pensiero è questo. Susanna ha ricordato una serie di date, io vorrei ricordarne un'altre due, così se qualcuno ha segnato in agenda ne segna altre due. Dopo del 23 c'è il 25, che è la giornata dedicata contro la violenza di genere, che è sempre importante tenere in grande attenzione, e poi il 5 dicembre che è anche la tua festa, non perché è Santa Mirella ma perché è la festa internazionale del volontariato, quindi sono due momenti di aggregazione importanti. In fine trasmissione ti dico di due appuntamenti più piccoli dell'Isra, ma insomma dopo... No, lo diciamo perché sono importanti. Beh, allora a proposito di recuperare proprio il valore degli anziani, noi il 15 domanda è altro. Esatto. Dicembre? Novembre proprio. Novembre? 15 novembre. Domani. Sì. Il 15 novembre c'è Bentornato Signor Salce, perché la casa di riposo Salce non si chiama casa albergo Salce, non si chiama Salce a caso, si chiama Salce perché Ferdinando Salce, che è più famoso per la raccolta, diciamo, di manifesti pubblicitari, che noi non abbiamo sfortunatamente, ma noi abbiamo recuperato attraverso gli anziani che hanno scelto loro quali manifesti recuperare, si fa l'esposizione del Bentornato Salce proprio riportando alcuni manifesti nella nostra struttura, in modo tale che possa essere una mostra visitabile. Bellissimo. E poi lunedì invece c'è Bragaggia, che tu hai conosciuto, Ettore Bragaggia,
uno storico, un fotografo, eccetera, è stato anche qua ospite, che ci ha lasciato da un po' di tempo. Il figlio, che è molto attivo in queste cose, fa una rappresentazione fotografica nella nostra residenza di Santabona, che verrà inaugurata proprio la mattina del lunedì prossimo, proprio 18 novembre, tanto per dire due cose. In merito ai servizi domiciliari, per non perdere così l'abbrivio, intanto ricordiamo, l'ISRA oggi consegna a domicilio 60.000 pasti. 60.000? A domicilio, su base annua. Sono tanti, perché tutte le macchinette che va in giro a consegnare pasti è straordinario. E assistiamo a domicilio tra 12 comuni dove noi sviluppiamo il servizio di assistenza domiciliare e la rete Alzheimer, oltre 1.000 persone anziane. Tanto sì, basta? No. No. Avete capito? No, perché, Mirella, lo dico sempre, questo dato che deve far impressionare, il 45% delle persone che hanno più di 75 anni abitano da sole, e non necessariamente nel centro di Treviso, ma nella periferia, dove sono isolate, dove il contatto ce l'hanno una volta al giorno con te per la televisione, ma basta, non che sei altro. Antonio da Padova, vai Antonio. Sì, pronto, buongiorno Mirella, buongiorno anche gli ospiti. Che caos. Io so che anche a Padova è un caos, stanno facendo linee nuove anche per ma è un caos. Io 50 anni fa sono stato a Budapest, praticamente negli anni 70. Andammo io e un mio amico con una macchina, una Simca, e dico la verità, il primo giorno andammo in giro con la macchina, poi ho detto, ascolta, lasciamo la macchina nella casetta dove avevamo diciamo, in affitto, e prendevamo la metro. La metro a Budapest c'era già 50 anni fa. Pensate, la metro di Budapest, una cosa stupenda, bellissima. E praticamente avevano chiesto agli italiani se si poteva, ma no, gli italiani, ma no, mettete su filibus, autobus. No, si sono fatti il metro. Addirittura il metro linea rossa che passa sotto il Danubio, che Danubio è ben grande il Danubio, la linea rossa passa sotto il Danubio. Voi pensate, allora già 50 anni fa loro avevano il metro. Tu vai a Padova, è un caos, dico la verità, è un caos. Qualsiasi attività a Padova è una cosa, non ti riesci a girare, no, guarda, lei è uno schifo. Con questo voglio dire io, ma no, andate a Budapest a vedere come si vive, invece che a lamentarsi che ci sono i marciapiedi, ma no, bisogna muoversi dall'Italia, andare a vedere come vivono negli altri paesi. Buongiorno e grazie. Grazie caro Antonio. Allora andiamo a sentire, anche per ricordarli, ho avuto un fisico illustre l'altro giorno ospite, mi ha detto, lei quando fa una domanda, te lo dico a Susanna Magioni, fatti dare i numeri, Mirella, i numeri parleranno da sole, chiedi i numeri e i numeri parleranno. Sentiamo i numeri invece che ha dato proprio Susanna Magioni, per far capire l'importanza di sapere questi dati sui morti sulla strada. Andiamo a sentire FIAB sui dati. Devo parlare io? Sì, prego. No, sembrava che dovessi mandare... Pensavo di avere il video, ma non lo vedo. Vai. Ah, ok. Sì, avevo mandato delle slide, ma non importa. I dati sono quelli che dicevo prima. Ripetili che sono importanti. Sono importanti, sì. Purtroppo il 94% degli incidenti sono causati dai conducenti dei veicoli a motore. Ecco, quando io mi arrabbio sempre molto ogni volta che si fa un discorso e molte persone purtroppo, ma anche tra i nostri stessi storici. Aspetta un attimo Susanna, che mi sembra di vedere un video, vediamo se è quello. Vediamo.
Dalla regia se mi mandano quello che vedo giù. Risultano purtroppo 5 persone morte in bicicletta sulle strade della nostra provincia e non 3 come detto appunto dalla provincia, e già questo ci sembra un po' poco bello, ecco. E poi appunto il fatto che non sia stata fatta parola su quelle che sono le vittime più vulnerabili, appunto noi che ci spostiamo in bicicletta. La Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta risponde così al rapporto presentato nei giorni scorsi dalla provincia di Treviso, che metteva l'accento su incidenti, decessi e multe fatte registrare nei primi 7 mesi dell'anno. Su distrazione e velocità, le principali cause dei problemi stradali, Maggioni lamenta che la provincia non menziona nessun correttivo da adottare in tempi brevi. Non viene citato assolutamente niente per contrastare questa epidemia. È una vera e propria epidemia di mancanza di rispetto, perché anche dove ci sono i limiti, che comunque sono insufficienti, non vengono assolutamente rispettati. Misure che si potrebbero adottare con poca spesa, non solo con formazione e informazione. Noi siamo chiaramente d'accordo che è necessario fare formazione e informazione, ci mancherebbe, però mi sembra che la provincia si dimentichi una cosa importante, che è appunto il controllo. Ci sono delle modalità anche abbastanza semplici di applicazione per ridurre appunto le velocità, come sono appunto gli autovelox e anche i rallentatori, i restringimenti di carreggiata. FIAB è contraria anche allo spegnimento degli autovelox. E fare ricorso contro le multe per gli autovelox, ogni volta sembra che sia una cosa di cui vantarsi, ho fatto ricorso, come se fossimo fregati. No, la multa l'hai presa perché andavi troppo forte e la velocità uccide. Per finire, città come Parigi e Bologna hanno adottato da tempo e con risultati eccellenti misure che permettono all'utenza più fragile di muoversi meglio e con più sicurezza. Tutta una serie di misure, le corsie dei bus possono essere utilizzate anche dalle bici, i sensi unici sono a doppio senso ciclabile, corsie ciclabili, piste ciclabili, limite di 30 km all'ora, sono cose abbastanza semplici da realizzare e che vanno appunto nella direzione di rendere le nostre strade più sicure e più amichevoli per chi si sposta in bicicletta, che, lo ricordiamo, fa un favore a tutta la comunità. Era importante sentire e vedere questo video, grazie Susanna Maggioni per avercelo mandato. Come ci saluti Susanna e cosa chiedi? Prego. Allora è difficile Mirella, perché già questo video che è stato fatto quest'estate è già un po' datato, nel senso che purtroppo la riforma del codice della strada che sta per essere approvata andrà nella direzione opposta a quella che noi auspichiamo. E di fatto lega le mani ai sindaci e renderà estremamente difficile l'applicazione di tutte quelle misure che sono dimostrate scientificamente essere le più efficaci per aumentare la sicurezza. E dico l'ultima cosa, che no, ho sentito niente, è andata via la voce Susanna. Non si sente niente? Allora andiamo a vedere. Susanna, mi senti? Sì, ma io non sento Susanna. Allora andiamo a vedere invece queste immagini di questi anziani, come li chiama il dottor Pavan, che fanno i tortellini e come ci saluta il dottor Pavan. Vediamo le immagini. Sono bellissime. Noi oggi abbiamo scuola di cucina all'Emporio Solidale, facciamo i gnocchi senza patate, solo con farina e acqua, ha detto il cuoco, che sono buonissimi. Casomai darò la ricetta anche all'Isra, perché sono digeribilissimi. Prego, dottor Pavan, vediamo che belle queste immagini. Insomma, rimango su queste immagini per dire che ad esempio partecipiamo a una raccolta. E poi questi signori della trattoria che andrete ad aprire. Partecipiamo a una raccolta di ricette per persone disfagiche. Perché non è detto che le persone disfagiche non possano mangiare diversificato. Spieghi, perché qualcuno non sa, giusto, paroloni. E la difficoltà delle persone di deglutire, di mandare giù il boccone, di masticare, di mandare giù, perché magari al posto di andare giù
per l'esofago, va giù per la trachea e questo fa, come dire, tossire, crea problemi che possono essere anche molto molto gravi. Chi ha disfagia, questo problema di deglutizione, non può ad esempio bere acqua perché, per parlare molto semplice, va per attraverso, e quando va per attraverso su un anziano può anche causare polmonite, eccetera eccetera. Detto questo, una volta facevano i polpettoni sempre tutto assieme, adesso invece si fanno le ricette per la disfagia, e quindi partecipiamo per questa raccolta, diciamo così, che stanno facendo anche Cuochi Stellati, ma anche l'Isla di Treviso, insomma partecipa proprio per creare questo libro di ricette non per i gran gourmet ma per i gran disfagici, che possono anche loro apprezzare diversamente un po' il mangiare. Quante cose, che bello vedere questa persona che diventa attiva, che collabora, che partecipa, che viene coinvolta e intrigata. Poi non è che dobbiamo finire in sedia a rotelle bloccati, cioè dobbiamo vivere la quotidianità. Ecco, però non parliamo male delle sedie a rotelle, perché la sedia a rotelle è come l'occhiale. L'occhiale, se non ci vedi ti metti l'occhiale, la sedia a rotelle se non cammini usi la sedia a rotelle. L'importante è con l'occhiale, con sedia a rotelle, poter andare dappertutto. Però se qualcuno mi accompagna anche, perché da sola magari non ce la faccio, perché quella elettrica costa tanto. Un'ultima cosa sulla carenza di personale, perché questo è un fatto molto grave, e io dico bisogna valorizzare di più questo tipo di lavoro, sia da un punto di vista del loro valore sociale, perché assistere gli anziani vuol dire assistere persone che mantengono la loro dignità al 100%. Fino alla fine della loro vita, e noi ai nostri operatori diciamo anche dopo la fine della vita, perché un corpo che è appartenuto a una persona ha la dignità di essere, come dire, curato anche dopo la morte, sino alla fine. Questa è la dignità. L'altro modo per curare la dignità di questo lavoro è pagarli di più. Perché i lavori, se vengono pagati, sono valorizzati, se non viene pagati non sono valorizzati. Grazie, veramente grazie al dottor Giorgio Pavan, direttore ISRA Treviso. Vediamo se ancora Susanna ci sei, non ci sei più? Eccola qua, come ci saluti Susanna? Mi sentite? Sì. Ecco, allora grazie Mirella, grazie anche al dottor Pavan, e volevo appunto concludere dicendo che purtroppo questa riforma del codice della strada renderà la vita più difficile per le persone che si spostano sia in bicicletta, come anche le persone che si occupano della cura delle persone anziane in carrozzina o delle mamme con i bambini, perché renderanno più difficile per i sindaci applicare quelle norme che possono rendere le città più vivibili e più sicure per tutte le persone. Grazie anche a Susanna Magioni, Presidente FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Biciclette, di essere stata con noi. Grazie ancora al dottor Giorgio Pavan, pubblicità.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't want to leave you, I didn't want to lie, started to cry but then remembered I can buy myself flowers, my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself dancing, and I can hold my own head. Yeah, I can love me better than you can. Can love me better, can love me better, baby. Can love me better, can love me better. Paint my nails cherry red, match the roses that you laid. No remorse, no regret, I forgive every word you say. Ooh, I didn't wanna leave, baby, I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Cazzo, allungare il My braccio. name in the sand. Talk to myself for hours. Yeah, say things you don't understand. I can take myself dancing. Yeah, I can hold my own head. Yeah, I can love me better than you can. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I can love me better, baby. Can love me better, I didn't wanna leave you, I didn't wanna fight. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Write my name in the sand. Talk to myself for hours. Yeah, say things you don't understand. I can take myself dancing. Yeah, I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than. Yeah, I can love me better than you can. Queste persone. Bellissime queste immagini, avete visto cosa ci ha portato Massimo Donadon, presidente canottiere SILE, e grazie di essere qui con noi. Saluto anche il professor Stefano Filacorda, docente del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali all'Università degli Studi di Udine. Grazie professore di essere qui. Allora, come commenta queste immagini il professor Filacorda? Ecco, come vediamo questi bravi ragazzi, finalmente li vediamo perché ci sono. Prego professore. Sì, innanzitutto buongiorno, mi sentite? Sì, benissimo professore. Ok, no, beh, delle bellissime immagini piene di gioia tra l'ambiente naturale e la voglia di fare sport e soprattutto tanti ragazzi giovani, per cui eccezionale. Senta professor Filacorda, però per fare questo abbiamo bisogno di mangiare sano, di muoverci in un ambiente sano, di fare attività fisica, di conoscere i nostri meravigliosi animali, perché qualcuno pensa che il pollo si compri al supermercato e basta. Non si vede più niente, non si conosce più niente. Cosa c'è che non va? Eppure abbiamo questi bravi ragazzi, perché ci sono. Certo che fa notizia l'esempio cattivo, i social violento, ma noi abbiamo anche questi ragazzi che dobbiamo salvare. Io ho i pediatri che sono molto preoccupati per l'obesità infantile e nessuno ne parla. Questi ragazzi, questi bambini che mangiano malissimo, avete visto cosa hanno trovato nelle mense? È da mettersi le mani nei capelli. Cosa
c'è che non va e che non si sa, professor Filacorda? Ma allora lei mi riporta in quella che è la mia formazione, perché ricordo che io in realtà mi occupo di fauna selvatica, ma il mio dottorato di ricerca l'ho fatto in nutrizione, seppure dal punto di vista degli animali, no? E se la sua domanda è legata alla questione alimentare, chiaro, non è il mio argomento principale in questo momento, però io quello che posso riportare sicuramente in termini di conoscenza e di quello che discutiamo all'interno del nostro dipartimento, dove ci sono veramente delle grosse competenze in questo settore, è che sicuramente i ragazzi si cibano molto di diciamo prodotti di origine animale, così come anche gli adulti, e forse in maniera eccessiva, cioè nel senso c'è uno sbilanciamento molto forte sulla componente proteica animale, e spesso, diciamo così, oltre che zuccheri semplici e via dicendo, cose che chiaramente vanno in contrasto con quello che sono poi la buona salute e le buone condizioni corporee, ma anche l'efficienza nelle attività sportive. Secondo me un po', diciamo, adesso mi butto un assist a me stesso sulla questione degli animali. Un po' come il problema è conoscere gli animali, avere la cultura per viverci insieme, anche su corsi d'acqua e via dicendo, conoscere. È importante avere anche una cultura profonda per quanto riguarda la nutrizione e quello che mangiamo e come viviamo. Io dico sempre ai miei studenti che molto parte anche dal tavolo e dalla tavola. Da tanti punti di vista, dal punto di vista del comportamento, dal punto di vista della sostenibilità, dal punto di vista della visione generale che abbiamo del mondo, delle risorse che stiamo utilizzando, e poi da come noi ci dobbiamo sentire. Questo è, se posso... Sì, ha fatto bene. Sa perché, professore, le ho fatto questa domanda indipendentemente da quello che si occupa lei, che è un'altra cosa? Perché ho visto questi ragazzi, mi è venuto spontaneo, perché ho visto ragazzi che hanno voglia di fare sport, però devono mangiare sano, mangiare bene, che vivono in un ambiente sano, perché abbiamo la fortuna di avere questi posti meravigliosi, ma soprattutto per capire che tutti quanti dobbiamo fare qualcosa per salvaguardare queste fragilità che abbiamo, che sono i nostri bambini, i nostri ragazzi, anche con l'agroalimentare, anche parlando di ambiente, anche parlando di animali. Mi sembra che se ne parli poco, che si conosca poco. La scuola fa quello che fa, ma poi ci dovrebbero essere altri ambienti che si occupano di questo. Cosa dice il professor Filacorda? Ma io posso dire una cosa, io mi occupo di animali controversi, no? Come si dice a livello mondiale. Mi occupo di lupi, mi occupo di orsi, sciacalli che fanno paura e via dicendo. Si parla moltissimo di questi aspetti e si parla molto meno degli animali allevati e di quello che è appunto il modo di produzione e di quanto spesso ci sleghiamo dal nostro territorio in termini di consumi e di valorizzazione delle nostre produzioni locali e mettiamo più importanti le specie selvatiche che le specie allevate. Questo non è una cosa in contraddizione con quello che dicevo prima, nel senso che il consumo anche a tavola di prodotti che vengono diciamo così, anche da paesi molto lontani, che hanno implicato anche la distruzione di ampie zone di foresta e via dicendo, uccidono quello che è locale dal punto di vista delle produzioni in termini, ma uccidono anche il pianeta, per cui questi aspetti dovrebbero essere maggiormente affrontati a livello delle nostre scuole, secondo me, ma anche a livello dell'università. Siamo sempre affascinati dalle specie selvatiche, un po' meno dalle specie domestiche e un po' meno da quelle che sono le buone regole che dovrebbero gestire la nostra nutrizione. Allora sentiamo anche cosa ne pensa Massimo Donadon, che vive in un ambiente particolare, che ha la fortuna di vedere anche una fauna meravigliosa, anche una flora direi io, ma soprattutto che molti non conoscono, e siamo a 2 passi da Treviso, però non si conosce mai abbastanza perché qualcuno non informa. Questi bambini da soli e i ragazzi non possono arrivare, bisogna andarli a prendere per mano, Donadon, se no non arriveremo mai. Prego. Beh, guardi, proprio per questo tema noi stiamo portando avanti da circa 5 anni
un'attività che abbiamo così definito Vogo, Vedo, Imparo. È un'attività che è rivolta alle scuole, quindi diciamo i ragazzi di quarta, quinta elementare in su. Ogni anno noi accompagniamo sul fiume circa 3.500 alunni a bordo delle nostre imbarcazioni e con questo noi diamo una duplice possibilità a questi ragazzi. La prima di approcciare uno sport, capire che anche lo sport della voga, che ricordo a Treviso è probabilmente lo sport principale, è quello che ha portato la prima medaglia olimpica alla città, di 2 che ne ha vinte in tutto, ecco. E oltre a provare lo sport hanno modo di guardarsi intorno lungo il fiume Sile, che è un parco naturale, e vedere la biodiversità del fiume. In partnership con l'ente Parco Sile abbiamo poi provveduto a fare anche delle lezioni in aula in cui viene illustrato l'ecosistema e vengono illustrate le criticità. Ne cito solo 2. Il gambero rosso della Louisiana, che è stato gettato nei nostri corsi d'acqua e che provenendo da un sistema molto duro, come può essere quello del Nord America, ha avuto il sopravvento su tutte le specie analoghe nostrane, per cui non trovi più i nostri gamberi, mangiano tutto, distruggono tutto. La provincia ha messo anni fa delle nasse all'interno a distanza di 20 metri l'una dall'altra per una notte, e quando le hanno tirate su in ogni nassa c'erano 100-150 gamberi all'interno, è tappezzato. Un altro grande problema è quello della tartaruga, la testuggine palustre, che la testuggine palustre europea, essendo più piccola, è stata distrutta e cacciata dalla testuggine palustre americana, che non sono altro che quelle tartarughine che compri negli acquari, che quando diventano grandi non stanno più nell'acquario, allora i bambini, pensando di fare una cosa giusta e da un certo punto di vista per quanto riguarda l'animale è un passo avanti, li buttano nei corsi d'acqua. Solo che queste tartarughe sono il doppio delle nostre, per cui adesso tu non trovi più la nostra tartaruga, ma solo queste. Potrei parlare della trota marmorata piuttosto che dello scoiattolo europeo, che è stato praticamente scacciato da quello americano. I ragazzi hanno modo così di imparare qualcosa sull'ecosistema e crescere anche da un punto di vista del rispetto dell'ambiente, a cui come avete visto prima facciamo i centri estivi. Una giornata intera del centro estivo è dedicata alla pulizia del fiume Sile. I ragazzi raccolgono le bottiglie, tutto quello che trovano, e cominciano a imparare che una certa educazione ambientale sarà la chiave di volta per avere un futuro più, chiamiamolo così, naturale. Stavo per dire umano, però naturale. Quasi ci sta anche l'umano. Allora, professor Filacorda, abbiamo sentito come ha spiegato Massimo Donadò l'importanza di far conoscere. Come vede il mondo giovani e di quello che si occupa lei? Lei insegna appunto all'Università di Udine queste scienze agroalimentari, ambientali e animali. Io vedo che i giovani sono molto vicini all'ambiente, all'animale, anche all'agroalimentare. Molti giovani lasciano i posti di lavoro, anche posti importanti, per dedicarsi all'agricoltura, vivere nell'ambiente. Com'è la situazione? Perché noi ci danno sempre un esempio brutto e cattivo di questi giovani. No, non è così. Prego, professore. Mi ha sentito, professore? Mi sentite? Purtroppo perdo la linea ogni tanto. I giovani e l'agroalimentare, quello che lei insegna, sono vicini. Ho detto che molti giovani lasciano questo mondo dorato anche di fabbrica, di banche, per dedicarsi all'agroalimentare, vivere nell'ambiente con gli animali. Io sono molto fiduciosa in questi giovani e nel futuro che avremo con loro, perché è nelle loro mani il futuro. Prego, professore.
Il collegamento, c'è questo collegamento che non funziona? Allora sentiamo intanto Massimo Donadon, ecco, i giovani e l'ambiente, come vedi questi bambini, questi ragazzi? Beh, io posso solo riportare le mie esperienze dirette con i ragazzi e devo dire che sono entusiasti. Quando finiscono la giornata e tornano dai genitori, la prima cosa che gli raccontano è abbiamo contribuito a pulire il fiume, a salvarlo, è una cosa importante, quindi probabilmente è il contrario di quello che aveva una volta, che erano i genitori che spiegavano ai figli cosa dovevano fare. Adesso sono i ragazzi che essendo ancora non, tra virgolette, inquinati, usiamo un termine legato anche alla tematica che stiamo affrontando, e si entusiasmano, capiscono e lo trasferiscono. È una cosa importante e ci vuole niente per farlo, perché non è che noi li costringiamo, gli spieghiamo, loro vedono il degrado, contribuiscono a risolverlo e sono felici. E noi in questo modo pensiamo di aver fatto qualcosina, una piccolissima cosa, che se poi viene coltivata dai genitori in primis e dalla scuola, può portare anche a delle persone, diciamo, in questo senso migliori. Sentiamo se c'è il collegamento con il professor Filacorda. Abbiamo il collegamento, chiedo alla regia. No, non ce l'abbiamo il collegamento. Allora andiamo a vedere invece queste immagini che veramente fanno capire l'importanza, vediamo se riusciamo a fare il collegamento, dell'orso prima della cattura, perché il professor Filacorda si occupa di questo, di orsi, di lupi, avete sentito, ed è molto importante. Ecco, guardate queste immagini che fanno capire veramente che noi dobbiamo avere rispetto per questi animali, per la natura in generale. Io sento molto sparare, uccidere, colpire, sono troppi, fanno paura, la paura che regna sovrana, eppure in Australia convivono con lupi, con orsi e nessuno cambia casa o si toglie i capelli come facciamo noi. C'è qualcosa che non va? C'è il professore? Niente, è caduto il professore. Allora, Massimo Donadon, cosa c'è che non va? Questa poca conoscenza, questa paura, perché il messaggio che è arrivato: devi aver paura, non devi andare più nei boschi, non devi fare più passeggiate perché trovi il lupo manaro, trovi l'orso che ti sbrana. Ma è proprio così oppure c'è qualcosa e qualcuno che non vuole intervenire? Ecco, anche con una segnaletica adeguata, far capire che territori, dove sei, cosa puoi vedere, cosa non puoi fare, e non è che si possa fare tutto dappertutto. Prego. Ma io penso che tantissime di queste situazioni siano strumentalizzate innanzitutto, in cui sia dai fautori che dai detrattori l'oggetto, in questo caso l'orso, non gliene frega assolutamente niente. Scusate la mia franchezza. Allora fermo perché è tornato il professore, poi riprendiamo Donadon perché sennò mi va via la linea. Allora professore, abbiamo visto queste immagini di questo orso prima della cattura, ecco, rivediamo così ce lo spiega il nostro professore Filacorda, e soprattutto Massimo Donadon diceva è molto strumentalizzata la cosa, ecco, non va bene, ecco, questa paura che regna sovrana, non andare più a passeggiare, non inoltrarti nei boschi, c'è il lupo, c'è l'orso, ecco, cosa c'è che non va, professor Filacorda? Ma se mi sentite, spero, scusatemi per la connessione. Adesso sì, professore, non si preoccupi. Sì. Allora, innanzitutto volevo fare i complimenti alla persona lì presente, alle attività di sportive che vengono fatte sul Sile, anche perché purtroppo molto spesso le attività sportive sono sempre dedicate alla performance e poco a vedere cosa ci circonda nell'ambiente naturale. Pensate alle biciclette, pensate alle mountain bike, no? Ti fermo.
per diciamo, guardarsi intorno, no? Dovrebbe essere un obbligo, è un'opportunità. Quindi veramente complimenti per questo tipo di attività. Per quanto riguarda i carnivori un grandissimo problema, perché ci sono diciamo, due grandi polarizzazioni, due grandi visioni diverse. Da una parte la gente che vive in montagna che li considera chiaramente un limite alle loro attività produttive e se non adeguatamente sostenute queste attività, quindi con la fornitura di recinzioni, il pagamento dei danni e via dicendo, effettivamente possono soffrire della presenza di questi animali. Dall'altra parte invece la percezione di questi animali è una sorta di amore profondo, soprattutto delle persone che vivono nelle aree urbane, no? E spesso che non conoscono anche il comportamento di questi animali. Cosa c'è che accomuna queste due posizioni che sono molto diverse? È un po' quello che dicevate anche voi, la scarsa conoscenza reale di questi animali. E, conoscere vuol dire anche sapersi muovere in bosco. Io porto i miei figli, ho anche un figlio piccolo, i grandi ormai fanno altre cose, però lo porto in bosco e non ho paura, anch'io lavoro, catturo orsi per mettergli i collari, per poi studiarli e credetemi, sì, ho il timore giusto, però so che con adeguati comportamenti possiamo coesistere. È chiaro che in tutto questo non dobbiamo farsi affascinare dall'animale in sé, considerandolo un peluche, scusate la banalità, ma dall'altra parte è quindi un gioco, dall'altra parte non possiamo demonizzarlo, strumentalizzarlo, perché abbiamo bisogno di qualcos'altro, no? In termini di supporti economici e via dicendo. L'equilibrio è molto difficile e secondo me dobbiamo giocare molto sulla conoscenza, che parte poi guarda i giovani. Io porto un esempio, noi lavoriamo in Carnia, oltre a fare ricerca sui lupi e gli orsi e gli sciacalli presenti anche nella zona del Trevigiano, no? A Treviso, così come anche i lupi, e ormai presenti anche in pianura, abbiamo cercato di coinvolgere i figli degli allevatori per fare un discorso, li abbiamo portati con noi a fare i monitoraggi di questi animali e dovete vedere la sensibilità e la passione che cresce in questi ragazzi portandoli fuori. Infatti sono i giovani, il futuro. Devo correre, professore, perché purtroppo il tempo è tiranno. Professore, ma ci dà qualche numero? Quanti orsi ci sono? Quanti lupi ci sono? Perché ognuno dà i propri numeri e noi siamo nella confusione totale. Com'è la situazione, la vera situazione? Perché i numeri dovrebbero essere chiari, dovrebbero essere, ecco, non discutibili ma reali. Prego. Ma allora parliamo della nazione Italia, no? Poi è chiaro che poi abbiamo una situazione diversa regione per regione. Noi abbiamo 50-60 orsi in centro Italia, dell'Appennino, che sono a rischio di estinzione, che è l'orso marsicano. Poi abbiamo oltre 100 orsi a Trento, concentrati in pochissime aree, in aree relativamente limitate, e questo è il problema. E poi tra 5 e 10 orsi perché cambiano di anno in anno, di mese in mese, che frequentano il Veneto e il Friuli Venezia Giulia soprattutto, e che sono per lo più di origine slovena, però anche qualche orso trentino. Mentre per i lupi dovete pensare che non mai abbiamo raggiunto i 4.000 lupi probabilmente a livello nazionale, di cui almeno 1.000 di questi presenti sull'arco alpino. E il Veneto è una regione molto ricca in termini di branchi, più del Friuli Venezia Giulia. Perché noi abbiamo le autostrade, professore, noi abbiamo fatto le autostrade anche per loro. Lei sorride, sì, ma è quello che si sente. Prego, professore. E poi dovete pensare a questa nuova specie straordinaria che è lo sciacallo, e poi vorrei parlare di un'altra specie che sul Sile forse c'è già, ma forse non lo è, però che la potrebbero vedere i ragazzi. Però prima di parlare di questa specie ricordo che noi stimiamo in Friuli Venezia Giulia la presenza di almeno 500 sciacalli con diversi branchi, molti altri branchi sono in Veneto e sono anche nelle zone di pianura, dalla laguna fino alla montagna, e la specie che sta tornando affascinante, che lega, come avete incominciato questa bella parte di trasmissione, è la lontra. Ricordiamoci che la lontra
sta tornando a popolare i nostri fiumi del Friuli Venezia Giulia, praticamente li abbiamo dai monti al mare, e così come anche in Veneto io ho avuto la fortuna, e questo senza falsa modestia, di segnalare le prime tracce di lontra nel bacino del Piave, nell'Alto Piave, nella zona del Comelico. Ormai io penso che ci sono i primi individui nelle zone anche più in basso, per cui i ragazzi, io spero che un giorno possano segnalare questo animale che è molto diverso dalla nutria, e torniamo un po' alle specie aliene. Sarà meglio farglielo conoscere, professore, che non cambiano e sbaglino anche il nome, invece di nutria dicono lontra o viceversa, perché non sanno neanche di cosa parlano. Quando abbiamo sentito che qualcuno ha dato la colpa alle nutrie per gli allagamenti che ci sono stati, capisce che c'è molto da insegnare, e qualcuno dovrebbe andare a scuola prima di parlare. Allora io ringrazio il professor Stefano Filacorda, lo inviteremo ancora perché purtroppo oggi la connessione non era dei migliori, ma però purtroppo è così. Allora Massimo Donadon, che appello vorrebbe fare? Perché io so che Massimo Donadon vuole fare un appello. Cambiamo tema. Allora, noi abbiamo perché siamo in chiusura. Una situazione nel fiume Sile in cui uno dei ponti che scavalcano il fiume, che è il Ponte Ottavi, è oggetto di manutenzione e di rifacimento, anzi più che manutenzione. Il punto è che per effettuare questo rifacimento la ditta incaricata ha vietato il passaggio sopra e sotto il ponte per tutta la durata dei lavori. Lavori che dovrebbero teoricamente terminare a metà del prossimo anno, ma è un po' difficile visti i precedenti dei lavori pubblici che rispettino esattamente le cose, anche perché il cantiere è praticamente fermo già da 2 mesi, hanno fatto qualcosetta e poi non succede niente. E questo impedisce ai nostri atleti, ai ragazzi, noi abbiamo circa 50 ragazzi agonisti fino ai 18 anni, di allenarsi, in quanto il campo di allenamento è oltre questo ponte per una questione morfologica, il Sile è più dritto, ci sono riferimenti metrici, eccetera. Noi chiediamo solo che nei momenti in cui non ci sono lavori, in cui non c'è pericolo, il sabato, la domenica, eccetera, sia permesso di passare in sicurezza sotto questo ponte. Tenete conto che i nostri ragazzi vengono raggruppati dagli allenatori e passano tutti assieme, quindi parliamo di 30 secondi, 1 minuto in andata e in ritorno. Allora lo diciamo al sindaco Mario Conte che basta mettere, Mario, che è attentissimo alle dinamiche dei giovani, facciamo una grandissima fatica a tirarli fuori da Piazza Borsa e dalla Loggia dei Cavalieri. Gli facciamo fare sport che per un ragazzo di questi tempi è una cosa difficilissima, perché deve impegnarsi, sacrificarsi, eccetera, tutto il contrario. Non facciamo in modo che ritornino lì da dove li abbiamo tirati fuori. Perché non si vuole magari mettere un semaforo? Basta mettere un semaforo, è molto semplice la cosa, basta avere la volontà di farla. Io penso che qualcuno dovrà dare risposta, perché sennò chiudere un'attività per 1 anno e forse più, ecco, per una società come la vostra non è immaginabile, pensabile. Ma non è tanto la società, è che dove vanno questi ragazzi in quest'anno? Invece di fare sport tornano, ecco, è quello il punto, e dopo ritorneranno. Tanta fatica per riuscire a impegnarsi, e poi un batter di ciglia sparisce tutto, perché loro sono così, può verificarsi. Di tanti anni. Il Covid avrebbe dovuto insegnare, perché poi molti ragazzi non si sono più avvicinati allo sport, e capite la difficoltà che fanno anche questi presidenti con queste società. Anche perché, scusami Mirella, per fare il ponte di Calatrava hanno chiuso il Canagrande per tre notti. L'altro ponte che hanno messo sul Sile non hanno mai sospeso la circolazione, quindi si può fare tranquillamente. Ecco, questo lo dice Massimo Donaton, presidente Canottieri Sile. Grazie di essere stato con noi anche a Massimo Donadon. Ringrazio ancora il professor Stefano Filacorda, che inviteremo ancora, e adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Linguine alla puttanesca.
Alcuni dicono che il nome di questa ricetta derivò all'inizio del XX secolo dal proprietario di una casa di appuntamenti nei quartieri spagnoli di Napoli, che era solito rifocillare i propri ospiti con questo piatto, sfruttandone la rapidità e facilità di preparazione. Ingredienti per 4 persone: 400 g di linguine, 500 g di pomodori pelati, prezzemolo, 50 g di capperi, 100 g di olive nere di Gaeta, 75 g di acciughe salate, peperoncino, 1,5 decilitri di olio extravergine d'oliva, 3 spicchi d'aglio, origano, sale. Prendete le olive e snocciolatele. Poi, con una mezzaluna, sminuzzate i capperi e infine tagliate a pezzettini di acciughe salate. Far rosolare l'aglio nell'olio d'oliva. Aggiungere i pomodori, i capperi, le olive snocciolate, il peperoncino forte e l'origano. Far cuocere per 10 minuti. Quando la salsa sarà pronta, insaporirla con il prezzemolo tritato e le acciughe lavate, spinate e tagliate a pezzettini. Cuocere le linguine al dente in abbondante acqua salata. Scolare e condire con la salsa. Buon appetito!